Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est. Saremo insieme fino alle 14:30 con i collegamenti sul territorio con i nostri giornalisti per darvi tutti gli aggiornamenti su quello che sta accadendo oggi nel nostro Veneto. In apertura abbiamo il nostro Nicola Marcato perché questa mattina all'alba c'è stato un incidente stradale, un'auto si è scontrata contro un'ambulanza e ci sono stati diversi feriti. Partiamo dunque dalla Marca Trevigiana con gli aggiornamenti, vediamo se abbiamo con noi intanto già collegato al telefono il nostro Nicola Marcato. Nicola, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'incidente si è verificato in via Caprera alle 8:30 di questa mattina a Villarazzo di Castello di Godego, poco lontano da Castelfranco Veneto, dove ora mi trovo. A scontrarsi un'auto e un'ambulanza del SUEM che in quel momento fortunatamente non stava portando nessun paziente, ma aveva all'interno 3 operatori del SUEM 118, alla guida un trentenne di di San Martino di Lupari e a bordo aveva anche un'infermiera cinquantenne di Castelfranco Veneto. Con loro anche una tirocinante di Riese Pio X. Fortunatamente, insomma, no, prima ti volevo dire che questa via Caprera è di fatto la strada regionale 245 che collega Castelfranco a Basciano, un tratto di strada rettilineo dove negli anni sono accaduti numerosi incidenti stradali. Spesso anche a causa dell'elevata velocità, incidenti mortali purtroppo anche. E in questo caso è stato violento l'impatto fra l'ambulanza e l'auto, la vettura è finita all'interno di un fossato, sono scoppiati anche gli airbag dell'ambulanza. E in totale da questo incidente sono 4 le persone ferite, fortunatamente in modo lieve. Il conducente anche, che guidava una Range Rover Discovery di 43 anni e i 3 operatori all'interno dell'ambulanza. Sul posto sono arrivati i carabinieri Castelfranco per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra che l'auto provenisse da Castelfranco e dovesse svoltare a sinistra perché il proprietario era giunto sul posto di lavoro. L'ambulanza, a quanto pare, procedeva nello stesso senso di marcia e in fase di sorpasso l'ha colpita in pieno, forse perché pensava che l'auto si dovesse solo fermare. Intanto stiamo vedendo, Nicola, le immagini che tu hai mandato proprio sul posto, le stiamo facendo partire qui dallo studio, sono le immagini che tu ci hai inviato dove si vedono evidenti, no, ancora i segni sulla strada della frenata e poi dell'impatto ovviamente tra i due mezzi. Comunque insomma le condizioni di salute delle persone che sono rimaste ferite non sono gravi, ci confermi questa notizia? Sì, no, non sono gravi, non sono in pericolo di vita. Bisogna dire che c'è stata tanta paura, anche un pizzico di fortuna, perché l'ambulanza in quel momento non era in fase di emergenza, non stava trasportando nessun ferito grave, altrimenti la situazione sarebbe stata ben peggiore, come puoi immaginare. Ecco, per ora è tutto, gli ultimi ulteriori aggiornamenti o notizie verranno dati nel telegiornale questa sera. Io non ho altro da aggiungere. Grazie Nicola Marcato in diretta ovviamente, grazie, buon lavoro Nicola. Allora avete sentito dunque uno scontro tra un'auto e un'ambulanza che però non stava operando in emergenza, quindi anche la velocità non era elevata. Vediamo questa notizia battuta dall'ANSA da pochi minuti, c'è uno sciopero previsto di 2 giorni in Veneto dei medici
afferenti al sindacato SMI e SNAMI. I medici iscritti a questi due sindacati saranno chiusi, non eserciteranno il 13 e 14 aprile per uno sciopero indetto dalle due sigle sindacali. Lo rendono noto i due segretari regionali Liliana Lora e Salvatore Cauchi. Adesso andiamo a Padova perché è notizia di ieri, una notizia che farà discutere, che sta già evidentemente facendo anche il giro dei quotidiani nazionali. La procura che ha chiesto gli atti dell'iscrizione all'anagrafe a Padova dei figli di coppie con lo stesso genitore, quindi coppie di famiglie arcobaleno. Sapete che il sindaco di Padova Sergio Giordani ne ha iscritti diversi, sono 33 dall'inizio del suo mandato, dal 2017. La procura oggi ha chiesto questi atti e potrebbe addirittura, attraverso la decisione del tribunale, renderli nulli. Vediamo. Lo spettro dell'annullamento dell'atto anagrafico pesa come un'incudine sul futuro di 33 famiglie arcobaleno di Padova, dopo che la procura ha chiesto al comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali per sottoporli alla valutazione del tribunale. La preoccupazione tra le famiglie è grande. La sentenza delle sezioni unite della Cassazione non riguarda le coppie delle mamme che hanno registrato il proprio bambino nato a Padova, ma riguarda rigorosamente le coppie di due padri che sono ricorsi alla gestazione per altri nei paesi terzi, quindi hanno un certificato di nascita rilasciato regolarmente all'estero. A Padova, per quanto ne so, non è mai successo. Quindi questo lo riteniamo un atto di intimidazione politica da parte della procura, che non ha nessuna base giuridica e che mina la protezione e la sicurezza dei bambini. Il sindaco di Padova Sergio Giordani è subito intervenuto con una nota ufficiale. Io penso di aver fatto una cosa giusta, perché penso che sia impossibile fare differenza tra bambini, hanno stessi diritti. Non è un attacco politico, non ce lo conto nessuno. Io ragiono con la mia coscienza, penso sia giusto quello che faccio, ribadisco che ho sempre dato dal 2017 tutti gli atti per la procura, gli hanno richiesti nuovamente, gli abbiamo dati come giusto sia, decideranno loro cosa fare. Io auspico solo una cosa, che venga fatta una legge il più presto possibile perché venga fatta chiarezza. Dal 2017 ad oggi sono 33 i bambini e le bambine figli di due mamme che il sindaco ha scritto, firmando di persona gli atti di nascita. Ora il tribunale potrebbe arrivare a deciderne la nullità, un'iniziativa, quella della procura, che ha nuovamente sollevato la polemica, perché dopo Milano il caso Padova costringe la politica a interrogarsi sul vuoto normativo che riguarda i figli delle coppie arcobaleno. Il primo cittadino padovano torna a chiedere al Parlamento di agire con urgenza, oltre ogni ideologia. Gli fa eco l'onorevole padovano del Partito Democratico Alessandro Zan, che dopo aver appreso la notizia della procura torna a ribadire che lo Stato non deve accanirsi sui diritti dei bambini per colpire i genitori. Lo Stato, scrive Zan, deve tutelare le famiglie, per questo è urgente una legge per difendere i figli delle coppie omogenitoriali che rischiano altrimenti di perdere uno dei due genitori. Siamo a Treviso ora con Lina Paronetto, oggi festa della polizia, la cerimonia è iniziata già questa mattina, facciamo il punto anche su quello che è emerso da questa festa con la nostra Lina. Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in diretta da Piazza dei Signori con il questore Emanuele De Bernardin, che ringrazio per l'ospitalità, perché davvero qui tutto intorno alla piazza è allestita con le varie specialità della Polizia di Stato, la polizia, le investigazioni, naturalmente quello che attrae anche di più le scolaresche che vediamo adesso, i macchinari che vengono usati dagli artificieri piuttosto che la polizia stradale. Siamo reduci dalla cerimonia molto partecipata a Santa Caterina, dove il questore ha posto l'accento su una serie di temi in questo 2023 e visto che siamo contornati di ragazzi, signor Questore, lei ha posto l'accento proprio su quella che deve essere la sinergia per affrontare la questione giovanile che anche la nostra città vive. Sì, non è un problema esclusivamente di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, è un problema, è un fenomeno che va affrontato insieme, in sinergia, in rete, come si usa a dire da qualche anno, e che questo coinvolgimento deve riguardare dalle famiglie alle scuole, alle varie istituzioni e anche alle forze di polizia.
Lei non ha voluto chiamarle baby gang, ha avuto un approccio più educativo, più preventivo. Le baby gang sono un'altra cosa, sono delle aggregazioni di criminali che commettono reati e qui non si tratta di baby gang, qui si tratta di aggregazioni di ragazzi che magari si atteggiano con modalità diverse da quelle di qualche anno fa, ma sono aggregazioni che non sono finalizzate alla commissione di reati, che però creano allarme, per questo dobbiamo affrontarle. A proposito di giovani, lei ha posto l'accento sulla sicurezza stradale, purtroppo ci sono state molte vittime, 66 l'anno scorso che avete rilevato e 12 ragazzi sotto i 20 anni. Sì, 66 è il numero totale, non li abbiamo rilevati solo noi, è un numero grande ed è un triste primato di questa provincia in Veneto. Anche questo è un fenomeno che si affronta in sinergia e soprattutto facendo cultura della sicurezza stradale. Sicurezza che deve essere percepita non solo dai giovani che saranno gli automobilisti e i fruitori del domani, ma sono già oggi, ma soprattutto degli adulti, perché quando ci si pone alla guida di un mezzo, ma anche quando si percorre una strada, bisogna essere concentrati e non distrarsi, bisogna osservare le regole, perché tante volte basta un secondo buttare l'occhio da un'altra parte e si crea un danno irreparabile. Un altro accenno importante che interessa ai cittadini è quello che ha fatto sul grande sforzo che state facendo come ufficio passaporti per star dietro alle numerosissime richieste che sono già state inoltrate. Certamente le richieste sono tantissime, abbiamo 2 anni di mancate richieste a cui si sono aggiunti altre situazioni come la Brexit. Gli appuntamenti sono ancora molto allungati nel tempo, ma noi abbiamo istituito un ufficio urgenze, le indicazioni sono chiaramente contenute nel nostro sito, con una telefonata o una mail che indichi i dati essenziali noi faremo ottenere il passaporto per la data di partenza per qualsiasi motivo, e questo è il nostro impegno e chiaramente stiamo lavorando anche per abbreviare gli appuntamenti, ma temo ci vorrà un po' di tempo. Un ultimo accenno a questo villaggio della polizia che avete allestito tra Piazza dei Signori qui Piazzetta Aldo Moro, vediamo anche tanti ragazzi, c'è davvero in piazza quella che è la vostra attività quotidiana. Sì, questo è il nostro futuro, è bello vedere tanti ragazzi così interessati alle problematiche della sicurezza. Come dicevo anche oggi, il cittadino e quindi anche il cittadino in erba deve essere il primo artefice della propria sicurezza, ponendo in atto di comportamenti consapevoli, conoscendo quali sono i rischi e quindi tutta questa attività di sensibilizzazione per noi è fondamentale per creare cittadini che sono primi responsabili della propria sicurezza ma anche quella degli altri. Gentilissima, allora ringrazio il questore Emanuela De Bernardin, 171esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato, qui da Piazza dei Signori con Simone Merlo, restituisco la linea. Grazie Elena Paronetto, al tuo ospite. Festa della Polizia che sarà festeggiata, celebrata anche nel pomeriggio a Belluno, così come a Padova. E a Padova proprio per la Festa della Polizia andiamo. Con il doveroso omaggio della deposizione di una corona al Monumento dei Caduti davanti alla Questura di Padova è iniziata la giornata di festeggiamenti per il 171esimo anno dalla Fondazione della Polizia di Stato, occasione per un bilancio delle attività. Sotto il profilo appunto generale possiamo essere soddisfatti perché abbiamo fatto tanto, c'è perdurante rammarico di una percezione di insicurezza che c'è nella comunità, è indubbio che c'è, non possiamo sottacerla e noi studiamo strategie per migliorare, per venire incontro alle esigenze, per dare maggiore serenità a chi non si sente sereno. Molti i temi che riguardano la città di Padova, dalla droga alla violenza domestica, che vede impiegati gli agenti della Questura. Il primo problema in questa nostra provincia è la droga ed è l'ambito in cui siamo stati più presenti, con grandi operazioni
che ti danno soddisfazione, ma ti fanno anche percepire come la battaglia sia veramente difficile. Abbiamo emesso più provvedimenti per contrastare le violenze domestiche, gli atti persecutori. Il bicchiere è pieno, diciamo mezzo pieno, è costituito dal fatto che le recidive per chi viene colpito da questi provvedimenti sono pressoché inesistenti. Le strade padovane, e più in generale quelle venete, sono troppo spesso teatro di tragedie. Su questo noi contiamo di mettere a regime un sistema, un protocollo che stiamo elaborando, che prevede la possibilità di analizzare gli incidenti per capire dove avvengono, quando avvengono e perché avvengono. Anche i servizi al cittadino, come il rilascio dei passaporti, sono una priorità. I nostri uomini addetti all'ufficio stanno lavorando veramente tanto, facendo dei turni anche pesanti, ci ho assegnato altre persone all'ufficio, ma anche perché questi accordi da un lato con i comuni, dall'altro con alcune categorie, vedi le agenzie di viaggio, vedi anche Confindustria e da ultimo anche l'ospedale, stanno cominciando a dare degli effetti. Io prevedo che nel giro di 2 o 3 mesi la situazione sarà normalizzata. Siamo a Marcone ora, dove mi dicono essere pronta la collega Anna Maria Parisi, una questione ancora aperta e che di fatto sta diventando l'ennesima polemica che coinvolge il veneziano. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Anna, e la polemica continua qui a Marcon per quanto attiene alla proiezione oramai ex, visto che il film è già stato proiettato, Roma città aperta, capolavoro come noto di Rossellini, proiettato proprio qui al Centro Culturale di Andrea alle nostre spalle, oramai circa un mese fa, grazie all'ANPI, e che rientrava nel cartellone dell'ANPI in merito agli avvenimenti, le programmazioni per il 25 aprile oramai alle porte. La polemica perché il comune di Marcon non ha voluto patrocinare questo film. Oggi interrogazione urgente da parte dei consiglieri, dove hanno partecipato soltanto i consiglieri di opposizione, tra cui Marco Casoni, che ringrazio per essere qui. Un question time durato un battito di ciglia, si diceva neanche 10 minuti questa mattina. Buongiorno, sì, un question time velocissimo e per una scelta precisa politica, secondo noi, della nostra amministrazione. Non hanno tanto valore questi question time, specialmente se convocati di mattina alle 10:30. È un question time in cui, fra le altre cose, non partecipano anche i consiglieri di maggioranza. No? Però c'era il sindaco e il vice sindaco. C'era il sindaco e il vice sindaco, ma perché questo lo prevede il regolamento, ecco, tutto questo è sicuro. Poi in realtà è stato veramente sintetico, non abbiamo avuto risposte, abbiamo avuto delle risposte così velleitarie che non avevano nulla a che fare con quello che era l'argomento. Ecco, avete chiesto che cosa oggi? Noi abbiamo chiesto per quale motivo, perché la delibera da parte della giunta comunale nel rifiutare il patrocinio all'ANPI è stata che il film non rientrava nel progetto culturale o non era coerente al progetto culturale della comunità, e allora abbiamo chiesto quale fosse il progetto culturale della collettività, visto che noi non ne siamo a conoscenza, ma non ce l'hanno spiegato, quindi presumo che non esiste, quindi è stata una scelta unilaterale e non è stata una scelta condivisa. Un question time rimasto aperto nel momento in cui non ha risposto né il vice sindaco, che è delegato alla vice sindaca. La risposta qual è stata, giusto per dipanare ogni dubbio? La risposta è stata che la maggioranza non capisce questi interrogatori o queste interrogazioni che fa in maniera arrogante. Hanno rovesciato i ruoli la nostra minoranza. Noi siamo a disposizione della cittadinanza e naturalmente sul 25 aprile siamo intransigenti, perché riteniamo che il 25 aprile sia un momento fondamentale per la nostra democrazia. 25 aprile alle porte, mancano pochissimi giorni. Quali
cosa state organizzando per il 25 aprile? Allora, stiamo aspettando innanzitutto quelle che saranno le scelte dell'amministrazione, ma da parte nostra ci stiamo attivando per fare a Marcon un grande momento di partecipazione e di condivisione, a cui chiameremo una mobilitazione. Noi chiameremo proprio una mobilitazione il 25 aprile, invitando, attenzione però, tutte le forze politiche di tutto l'arco costituzionale, e naturalmente chiameremo a marciare con noi per una marcia della pace anche il sindaco Romanello. Sindaco Romanello, onor del vero, Anna, che noi avevamo contattato per che intervenisse con noi a questo confronto con l'opposizione, però abbiamo anche insistito, però il sindaco non era disponibile in quanto doveva recarsi ad un precedente appuntamento e poi al lavoro, quindi noi abbiamo rispettato la par condicio. Attendiamo quindi questa grande mobilitazione per il 25 aprile, ci salutiamo con il Centro Culturale di Andrea, dove una volta c'erano tantissimi affreschi, c'erano tantissimi graffiti, ma adesso non ci sono più. Questo è un centro meraviglioso, è stato il primo centro intitolato a De André in Italia, e c'erano dei murales meravigliosi che però inaugurato con Fernanda Pivano. Con Fernanda Pivano, con poi molte persone, molte personalità, sono stati cancellati, come poi ben potete vedere. Tutti i murales è un po' grigio, no? Questo è allora il concetto. noi la ringraziamo il consigliere di opposizione del comune di Marcon, Marco Casoni, che è intervenuto con noi. La linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria Parisi da Marcon. Noi andiamo in pubblicità, pochi secondi, linea alla regia, poi parleremo di profughi con il sindaco di Montegrotto Terme, padovano, e con De Zotti, sindaco di Jesolo, quindi nel veneziano. Tra poco. Eccoci, ben ritrovati, buongiorno ancora a voi, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, saremo insieme fino alle 14:30, l'ultima parte, come sapete, di questo nostro spazio di informazione è sempre dedicata al dibattito politico. Allora io saluto e lo ringrazio anche per la pazienza il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Sindaco, buongiorno, grazie. Grazie per essersi collegato con noi. Chiedo alla regia di farvi vedere questa schermata, è l'articolo dell'Essenziale, ma insomma è un articolo che è uscito su tutti i giornali. Il soccorso di 3.000 persone e i naufraghi di Pasqua sono diventati i naufraghi di Pasqua. Ci sono stati centinaia di sbarchi sulle coste siciliane in questo ponte pasquale, quindi sono stati giorni di festa e tanti gli arrivi anche nel nostro territorio, tra l'altro tanti anche proprio nel comune del sindaco Mortandello, Montegrotto Terme, comune termale, quindi buone notizie, ma c'è anche l'emergenza profughi da gestire, e il prefetto di Padova circa un mese fa, sindaco mi corregga se sbaglio, aveva convocato tutti i sindaci della provincia di Padova per capire il livello di accoglienza, di ospitalità che si poteva raggiungere in provincia. Le cooperative pare che stiano chiedendo aiuto. Intanto le chiedo com'è la situazione anche alla luce di questi sbarchi e qual è la vostra posizione di primi cittadini. Ma allora c'è stato questo incontro promosso dal prefetto che ha chiaramente fatto percepire a tutti che per quanto ci sia un nuovo governo continua questo fenomeno di migrazioni che è incontrollabile, è irrefrenabile, e il territorio non è predisposto per gestire questa emergenza, che purtroppo non può esserci un provvedimento governativo che fermi le persone. Quindi il prefetto, ben fatto, ha chiamato tutti i cittadini, tutti i primi cittadini, ha fatto una riunione per invitare a una forma di accoglienza diffusa, che è esattamente quella che la città di Montegrotto Terme fa dal 2017 assieme ad altri 3 comuni, Ponte San Nicolò, Piove di Sacco e Rubano. C'è anche il comune di Padova che aderisce al progetto SAI, e il prefetto insomma ha indicato a narrare le convenienze di questo genere di accoglienza per far fronte a questa crisi che è sempre più gravosa, per quanto se ne sia parlato poco nel passato. È stato un incontro positivo, adesso speriamo che più che da un punto di vista tecnico anche tutte le forze politiche di destra e di sinistra si assumano la responsabilità, perché solo attraverso una gestione coesa, intelligente, possiamo far fronte a questo fenomeno evitando le ricadute negative che potrebbe avere.
Senta, a questo incontro non hanno infatti partecipato tutti i primi cittadini, no? Cioè hanno risposto alla chiamata circa la metà. Questo è un dato veramente molto curioso, importante da segnalare. Sì, forse eravamo un po' più di metà, alcuni avevano degli impegni, sicuramente non rispondere all'invito del prefetto è anche un atto di scortesia istituzionale, anche perché abbiamo visto nel recente passato che alcuni prefetti hanno imposto delle soluzioni per gestire il fenomeno e dovremmo cogliere anche la disponibilità del prefetto Grassi di dialogare e quindi di trovare delle soluzioni per non avere imposizioni sui territori. Noi, ripeto, siamo un comune che considera l'accoglienza un elemento fondamentale, ma soprattutto non deve essere un'accoglienza finalizzata a un interesse economico delle cooperative o dei privati che accolgono, ma una gestione delle persone che possono rappresentare, se gestite in maniera corretta, anche una grande utilità per il territorio. Penso ai tanti lavoratori che i nostri alberghi cercano e non li trovano. Quindi chi arriva deve imparare la lingua italiana, imparare le nostre regole, fare dei corsi di formazione professionale e appena autonomo da un punto di vista economico, trovarsi una casa, pagarsi un affitto e vivere come vivrebbe qualsiasi altra persona. In questo momento esistono le condizioni per realizzare quello che lei ci sta raccontando in maniera efficace, in maniera anche veloce? Sì, esistono nella misura in cui a livello governativo vengono stanziate delle risorse per affrontare il problema, perché abbiamo assistito a campagne elettorali di slogan e adesso il problema è più accentuato di prima. Quindi, siccome questi arrivi dalla rotta balcanica e dal Mediterraneo non si riescono a frenare, a fermare, serve un senso di responsabilità dell'Italia, dell'Europa, perché questo non può essere solo un problema che gestisce l'Italia, e poi ai territori devono essere dati gli strumenti per governare l'accoglienza, che deve essere fatta in maniera intelligente, in piccoli gruppi, ed evitare distorsioni di grandi centri di accoglienza come sono i CAS. Penso ai fenomeni perversi di Bagnoli, di Cona, che hanno generato tante criticità nella popolazione. Dobbiamo agire con intelligenza e soprattutto partire da un presupposto che chi non fa parte della nostra cultura bisogna insegnargli le nostre regole e il colore della pelle non deve essere una discriminante, perché troppo spesso assistiamo ancora a queste forme di velato razzismo dove chi è bianco e con gli occhi azzurri è biondo e viva, accogliamolo, gli offriamo anche casa nostra. Se qualcuno è un po' più scuro, ci sono tanti altri problemi e questo è gravissimo. Senta, le chiedo un'ultima cosa, la vedo col cellulare, quindi la ringrazio ancora di più per la sua disponibilità. Le chiedo l'ultima cosa. Quale tipo di risposta, quale tipo di domanda, mi perdoni, sareste disposto ad accettare da parte del prefetto se dovesse aumentare il numero di migranti sul territorio? Il suo è un comune termale, anche un comune turistico. Avreste la possibilità, avete delle strutture in caso per poter accettare un'emergenza? Allora, noi, ripeto, siamo in 6 comuni in tutta la provincia che adottiamo il sistema SAI, quindi noi la nostra parte la stiamo facendo dal 2017. Non ci siamo legati ai cancelli, non abbiamo fatto manifestazioni di piazza. Quello che io dico è che noi saremo sempre pronti ad accogliere, ma il nostro ruolo lo stiamo già svolgendo da anni. Sono tutti i comuni che non accolgono, che dovrebbero, con senso di responsabilità, suddividersi questo impegno e la gestione di questo fenomeno. Quindi Montegrotto sta già facendo la sua parte, tutelando anche un territorio a vocazione turistica dove le grandi aggregazioni di profughi possono generare anche dei problemi di danno di immagine, di gestione. Quindi chiamiamo a responsabilità tutti quegli amministratori e soprattutto tutte quelle forze politiche che fino ad oggi non hanno fatto nulla per affrontare una situazione che, se gestita con intelligenza, non è un'emergenza ma può rappresentare un normale processo anche di accoglienza di persone che comunque sfuggono da situazioni di guerra, di fame e di miseria. Non parlo solo degli uomini ma anche di donne, bambini e chi più ne ha più ne metta. Grazie Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, grazie per essere stato con noi, arrivederci. Grazie, vi aspetto a Montegrotto, ciao. Assolutamente sì, e allora adesso andiamo in un altro comune turistico, andiamo a Jesolo, nel Veneziano, con il sindaco Christopher De Zotti. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, grazie a lei per averci risposto. Ci interessava così fare un po' il parallelo, no? Tra due comuni turistici, due comuni termali. Ai comuni padovani è arrivata la chiamata un mese fa dal prefetto, ha chiesto disponibilità. C'è una forma di accoglienza che già viene portata avanti da diversi comuni. Ci sono le COP che hanno lanciato l'allarme, ci sono poche strutture, ci sono 3.000 migranti che sono arrivati nel ponte di Pasqua. Intanto, com'è la situazione a Jesolo? Che tipo di accoglienza, se viene fatta, c'è? E ricordiamo insomma l'accoglienza che fu fatta proprio in periodo estivo dal suo comune con le grandi strutture. Ecco, come siamo messi adesso? Ma noi veniamo da uno storico che è quello che è stato che per più di 10 anni la struttura Fronte Mare, tra l'altro di proprietà della Croce Rossa, ha ospitato migranti, rifugiati a vario titolo, ben oltre anche a quella che era la capacità ricettiva, quindi parliamo di oltre 150 ospiti per volta che erano appunto a vario titolo ospitati. Dopodiché siamo arrivati, questo per una decina d'anni, siamo arrivati circa 1 anno e mezzo fa a una scelta, tra l'altro approvata con una norma di legge del precedente Parlamento, che ha vincolato l'uso della Croce Rossa di Jesolo a finalità puramente istituzionali della Croce Rossa. Quindi da quel momento non ci sono state possibilità di ospitare se non una piccola aliquota di rifugiati ucraini che nei mesi scorsi sono arrivati sul nostro territorio. Ecco, da questo punto di vista voglio dire che la città di Jesolo ha dato e darà ampio supporto all'accoglienza di rifugiati, in questo caso ucraini. Noi abbiamo avuto nei picchi più di 120 cittadini ucraini, sia minori che adulti, a vario titolo, quelli censiti. Poi ce n'erano X numero ulteriori, almeno uguali, quindi andiamo al doppio, non censiti, quindi che non passavano attraverso le maglie della prefettura o dell'amministrazione comunale. Abbiamo nei mesi scorsi stanziato anche numerose risorse per supportare da un punto di vista linguistico, da un punto di vista dell'inserimento nelle scuole tutte queste persone, quindi stiamo continuando a dare la nostra ampia disponibilità e il nostro ampio supporto rispetto all'accoglienza, in questo caso di cittadini ucraini, che comunque sono persone che hanno bisogno di una protezione e di un supporto. Quindi faccio la stessa domanda che ho fatto al collega anche a lei: fino a che punto potete accettare una richiesta di far fronte ad una eventuale emergenza di nuovi arrivi in questo momento da parte del prefetto? Al di là che in questo momento non ci sono arrivate richieste particolari dal sì, signor ecco, sottolineiamolo, che altrimenti insomma che non lanciamo un messaggio sbagliato ai telespettatori. Non sono arrivate richieste, potrebbero arrivare perché appunto gli sbarchi purtroppo stanno continuando. Ma noi lo diamo nel limite della nostra capacità, che è quella di avere delle strutture comunali da mettere a disposizione. Alloggi popolari in questo momento liberi non ne abbiamo, altre strutture non ne abbiamo, non siamo proprietari di hotel, non siamo proprietari di condomini, quindi se arrivasse una richiesta farei fatica come sindaco a dare una risposta positiva, perché materialmente non abbiamo le strutture in cui ospitare eventuali rifugiati. Da un punto di vista finanziario, quando c'è stata una richiesta, il comune di Jesolo, anche con le precedenti amministrazioni, ha sempre risposto positivamente. Anche qui lo faremo ovviamente nei limiti del bilancio, però ci sono dei limiti oggettivi, che è quelli della disponibilità di alloggi da parte dell'amministrazione. Senta, lei è di Fratelli d'Italia, il primo cittadino che abbiamo ascoltato prima è iscritto alle liste del centro-sinistra. Come vede questo nuovo allarme migranti che sta emergendo, nuovi arrivi sulle nostre coste? Come commenta la situazione e quale potrebbe essere secondo lei il punto di svolta nelle politiche del governo per gestire questa situazione che insomma pare che insomma non si riesca ad arginare in nessun modo?
Ma io non ne faccio una questione di colore. Chi mi conosce, chi ha avuto modo di giudicare e vedere all'opera la mia amministrazione in questi mesi sa che agiamo in tutto tranne che diciamo, orientati da un'ideologia o da una tessera di partito, quindi noi siamo massimamente aperti a fare ciò che è giusto per la nostra città. Da un punto di vista più generale, io credo che l'indirizzo del nuovo governo, quello di essere rigido nei confronti del tema dell'immigrazione, sia la strada giusta. Ovviamente non si cambia il mondo, non si cambia le cose in qualche settimana o in qualche mese, ci vuole tempo prima che i messaggi passino. Il messaggio è chiaramente che se c'è qualcuno in mezzo al mare lo si deve aiutare e quindi non si lascia nessuno per mare, però bisogna rendere poco appetibile partire e soprattutto dobbiamo renderci conto che il tema non è semplicemente quello di essere portatori di carità cristiana nei confronti di chi scappa dalla povertà o dalla guerra, e ovviamente da cristiani prima che da politici non possiamo che essere accoglienti, ma non possiamo neanche chiudere gli occhi di fronte al fatto che dietro a questa fuga di poveri disgraziati ci sono persone che in maniera vergognosa lucrano e quindi dobbiamo cercare di punire questi tipi di atteggiamento, anche consapevoli che non possiamo aprire indiscriminatamente le porte del paese, perché anche per il sistema paese ci sono dei limiti. Lo vediamo adesso, in questi giorni in cui, complice probabilmente l'arrivo della buona stagione, c'è un aumento delle partenze e quindi degli sbarchi. Con 3.000 arrivi in più ci troviamo già in difficoltà nel ricollocare le persone, quindi è evidente che dobbiamo avere diciamo così, una visione più rigida e più, diciamo, attenta alle regole che non è che ha inventato questo governo, ma che ci sono da tanti anni sui modi con cui si entra legalmente e legittimamente in Italia. Senta, le faccio un'ultima domanda, proprio perché anche il suo è un comune turistico e in questo periodo stiamo parlando di boom di presenze, boom di arrivi e quindi anche di mancanza di personale che a maggior ragione si sente ancora di più. Prima il collega Mortandello diceva abbiamo anche bisogno di personale, abbiamo bisogno di manodopera che potrebbe arrivare appunto da altri paesi e che potremmo formare attraverso corsi di italiano, corsi altamente professionalizzanti. È una visione, è una lettura che la trova d'accordo, visto che la carenza di personale si sente anche a Jesolo? Beh, direi proprio di sì, c'è una questione puramente matematica, ovvero con l'invecchiamento della popolazione e con la denatalità ci sono sempre meno persone che lavorano. Questo penso sia un dato oggettivo e matematico e anche logico. Quindi bisogna capire come poter compensare questa deficit di manodopera che c'è nel nostro paese, che interessa tanti settori produttivi, fra cui anche in maniera molto importante il turismo. Quindi assolutamente penso che la strada sia quella di compensare con un afflusso di manodopera che viene dall'estero, e mi pare che il governo si sia già espresso positivamente in questo senso attraverso la possibilità di innalzare le quote di flussi migratori per motivi di lavoro, e quindi auspichiamo anche e soprattutto per lavoro stagionale. È evidente che ci sarà necessario un processo di formazione, però penso che su questo direttamente gli imprenditori e le associazioni di categoria faranno la loro parte. Quindi se la domanda è quella, la risposta è sì. Penso che sicuramente una delle risposte, non l'unica, al tema di reperire manodopera per il settore turistico è quella di aprire a flussi migratori maggiori. Grazie Christopher De Zotti per essere stato con noi, per la sua disponibilità. L'abbiamo contattato all'ultimo, ma volevamo in qualche modo intavolare questo dibattito per sentire la voce di due comuni turistici del nostro territorio che hanno avuto, insomma, un boom considerevole in questo ponte pasquale. Grazie Sindaco per essere stato in nostra compagnia, arrivederci. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata a lei, arrivederci. Andremo in un altro comune turistico tra poco, Gaglio. Saliremo su in altopiano per
per parlare di turismo, ma per parlare anche di lupi, uno dei temi caldi di queste giornate, anche alla luce di quello che è accaduto in Trentino con l'orso che ha ucciso un giovane runner che correva nei boschi. Ma prima di continuare e di salire dunque in altopiano, ascoltiamo le parole del coordinatore di Fratelli d'Italia per quanto riguarda la decisione della Procura di chiedere le carte all'anagrafe di Padova, dove sono stati iscritti i figli di coppie gay. Quindi riprendiamo la notizia della Procura dopo aver sentito le parole del sindaco Sergio Giordani. Sentiamo ovviamente ora quelle dell'opposizione. Sulla questione della registrazione all'anagrafe di figli di coppie omogenitoriali interviene anche l'opposizione per voce di Matteo Cavatton, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Moroni. Il sindaco, quando esercita le funzioni di anagrafe di Stato civile, non può fare di testa sua perché è un ufficiale del governo e quindi deve seguire le indicazioni e del ministro degli interni e del prefetto, dichiarando apertamente che in base a un presunto buonsensismo egli intende evitare di seguire queste indicazioni e quindi di violare le disposizioni governative e prefettizie in materia, non può che incorrere nell'apertura di un fascicolo che è un atto dovuto, totalmente legittimo da parte della Procura. Non c'è nessun vuoto normativo per gli esponenti di Fratelli d'Italia. Il vuoto normativo oggi non c'è perché la Cassazione a sezioni unite ha stabilito in maniera netta, con una sentenza anche piuttosto dotta e motivata, che non è possibile procedere all'iscrizione anagrafica dei figli di coppie omogenitoriali. Naturalmente va indagata poi la sensibilità di ciascuno. Noi come Fratelli d'Italia chiederemo che il sindaco venga a spiegare in Consiglio Comunale le ragioni delle sue scelte, che però sono scelte svincolate da un quadro normativo che oggi è piuttosto chiaro. Non è possibile considerare in senso formale, puramente formale, la filiazione, perché se noi cominciamo a ritenere, cosa che comunque è compito del Parlamento stabilire, che è figlio e quindi è genitore chiunque si senta tale, allora diventa genitore chiunque nei confronti di qualsiasi soggetto, anche del figlio di un amico, anche nel caso specifico può diventare genitore chiunque si senta di esserlo. Restiamo a Padova con la cronaca giudiziaria, un nonno orco condannato a diversi anni di reclusione. Ha abusato dei 4 nipoti per almeno 7 anni, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Padova e confermato dal Tribunale, che ha condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione un uomo di 74 anni, infliggendo una pena più pesante rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero. I fatti sono avvenuti nell'Alta Padovana. A denunciare l'anziano la nuora, che aveva prima notato il turbamento dei 3 figli e poi raccolto le loro confidenze. Le testimonianze dei 3 ragazzi, 2 femminucce e un maschietto, sono state raccolte grazie alla mediazione dello psicologo e ritenute attendibili. Ai 3 nipoti se ne è aggiunto una quarta dopo la denuncia. Il 74enne dovrà risarcirli con 15.000 euro e pagare tutte le spese legali, secondo la sentenza del Tribunale, contro cui è possibile il ricorso in appello. Ancora a Padova con la cronaca, il caso di un figlio che ha preso a botte la mamma, pare per problemi di droga. Vediamo. È stato arrestato dalla polizia di Padova perché più volte avrebbe picchiato la madre. Nei guai un 26enne di Ponte San Nicolò, arrestato dagli agenti della questura euganea il giorno di Pasqua nella sua abitazione. I poliziotti sono intervenuti per sedare la lite tra madre e figlio. Giunti sul posto, hanno trovato la 58enne sulla porta, impaurita e agitata, con evidenti escoriazioni sul collo e gonfiori sul volto. La donna lamentava dolori alla testa e difficoltà respiratorie dovute ai colpi sul costato. Viste le condizioni della vittima, è stato allertato subito il suo 118, che ha portato la 58enne in ospedale, dove le sono state riscontrate fratture, contusioni multiple e abrasioni per una prognosi di 40 giorni.
La donna ha riferito agli agenti che la lite sarebbe nata perché lei lo accusava di far uso di stupefacenti, mandando il 26enne in escandescenza, colpendola con pugni e schiaffi e minacciandola di morte. La madre ha quindi sporto denuncia nei confronti del figlio, che è stato portato in questura e arrestato con l'accusa di lesioni gravi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. La cronaca ci porta invece a Treviso, dove il club di Adriano Panatta è stato vittima di atti di vandalismo. Imbrattato il pallone che ricopre i campi da tennis da un writer. Vediamo. Uno ci rimane male perché fa una cosa con tanta passione, poi logicamente spende anche tanti soldi e poi si ritrova queste cose qua che sono solamente vandalismi. Adriano Panatta presenterà denuncia domani ai carabinieri, deciso ad andare fino in fondo, trovare i responsabili del danneggiamento al suo club, il Racket, inaugurato nemmeno 2 anni fa. Secondo me non bisogna lasciar perdere. In ogni caso metteremo delle telecamere, adesso, già adesso ho provveduto, però sono cose che lasciano l'amaro in bocca, insomma. Ma perché non fanno un'altra cosa? E poi perché vengono a distruggere quello che uno ha fatto? Nemmeno una rivendicazione politica o un atto Novax, come è accaduto di recente a Treviso, ma un graffitto con inchiostro indelebile che per una 60 di metri ricopre il pallone dei campi da tennis. Una struttura con doppia guaina di ultima generazione. Più in là, lato ferrovia, una scritta in nero che ricopre il capannone dei campetti da padel. In quella zona non ci sono telecamere, poche le speranze di acciuffare i vandali. Rimane per l'imprenditore trevigiano un segnale importante, una questione di principio. E se continuiamo che loro possono permettersi di andare in proprietà privata a fare quello che hanno fatto qui, secondo me è sbagliato, molto sbagliato, e secondo me la dovranno pagare. La scoperta stamattina da una sua collaboratrice: il club non ha mai chiuso in questi giorni di festa, né chiuderà per consentire le operazioni di pulizia. Adesso ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin, che vedo collegata. Siamo a Conselve, nel Padovano, per il primo impianto di biometano fatto con gli scarti del Grappa. Valentina, raccontaci tutto, buongiorno. Sì, buongiorno da Conselve, dove è stato inaugurato da poco questo primo impianto di biometano che viene realizzato grazie agli scarti prodotti dalla Grappa. Si tratta del primo caso in Italia, quindi il primo esempio di questo genere, nel suo genere in Italia, e viene qui a Conselve, alle distillerie Bonollo. Verrà poi prodotto circa 2,5 milioni di metri cubi di biometano gas rinnovabile, che contribuirà di fatto a gestire i consumi del territorio, quindi della popolazione di Conselve. A immettere, diciamo, nella rete questo biometano ci sarà Italgas Reti. Qui con me c'è l'amministratore delegato. Come avverrà in sostanza questa immissione nel territorio? Ma l'immissione avviene attraverso uno specifico impianto di connessione che è stato realizzato accanto all'impianto di produzione biometano di Bonollo. Si tratta di un impianto di connessione unico in Italia, è il primo che viene realizzato sulla rete di Italgas nella sua storia, ed è anche unico perché gode di un livello di automazione e di digitalizzazione unico in Italia. Un impianto che può essere totalmente controllato e comandato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a distanza dalla nostra centrale di controllo di Torino e di Napoli. Si tratta di un esempio concreto del scopo che Italgas si prefigge attraverso il suo piano di investimenti di oltre 2 miliardi di euro partito nel 2017, cioè quello di trasformare le 70.000 chilometri di reti di distribuzione del gas in Italia da reti pensate per distribuire un solo tipo di gas, il metano, a reti evolute, digitalizzate e rinnovate, pronte a ricevere gas rinnovabili come appunto il biometano, e quello di Bonollo è proprio il primo esempio pratico che noi andiamo a inaugurare, che abbiamo appena inaugurato sulla nostra rete. L'impianto lo vedete alle nostre spalle,
È stato realizzato su autorizzazione anche della Regione Veneto e, come dicevamo, è il primo proprio in Italia a seguire questo esempio, ed è un esempio di economia circolare, insomma, iniziative che nel nostro territorio vengono portate avanti anche da eccellenze come queste aziende che operano costantemente nel territorio del Padovano. Da Conselve è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Allora, come promesso, adesso saliamo in altopiano con il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari. Sindaco, buongiorno e grazie per essersi collegato con noi. Eccoci. Buongiorno, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Buongiorno a lei. Senta, partiamo dai lupi, il tema, diciamo, partiamo dalle brutte notizie, poi arriviamo a quelle belle che sono i turisti che hanno invaso l'altopiano anche in questo ponte pasquale, ma partiamo dai lupi perché ieri abbiamo dato la notizia che Gianangelo Boff, sindaco di Tarso ma anche parlamentare, ha intenzione di portare a Roma una proposta di legge del consigliere Valdegamberi per cercare di contenere il proliferare del numero dei lupi sul territorio nazionale ma anche sul territorio veneto, anche alla luce, insomma, degli ultimi atti predatori che ci sono stati. Com'è la situazione in altopiano? Sì, la situazione in altopiano è ancora tranquilla, non ci sono pericoli, non si sono mai riscontrati grossi pericoli, ringraziando Dio. Io conosco Boff e lo ringrazio per il suo impegno e, come ho già ricordato sempre qui a Media Nord-Est, io ringrazio anche il ministro Lollobrigida che proprio in visita a Gaglio la settimana scorsa finalmente ha cambiato un po' registro, nel senso che il tema lupo non va più approcciato in maniera ideologica ma bensì in maniera pragmatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che la convivenza è, ovviamente lo sappiamo tutti, obbligatoria fra grandi predatori e l'essere umano, ma sicuramente dobbiamo trovare un equilibrio perché questa convivenza non crei ulteriori danni e non crei purtroppo ulteriori morti, e speriamo che non crei ulteriori morti. Quindi sull'altopiano viviamo ancora in santa pace, ma io dico sempre, non dobbiamo aspettare a fare sempre gli italiani, che fino a quando non accade qualche cosa nulla si muove. Se possiamo prevenire laddove fosse possibile è bene, quindi ben venga che il ministro Lollobrigida, piuttosto che Boff in Parlamento, piuttosto che Valdegamberi, si siano veramente e spero realmente attivati, perché, ripeto, la convivenza così com'è diventa sempre più difficile e questo crea anche un po' di confusione a livello sociale per chi è contro e per chi è a favore. Ma noi dobbiamo capire che qui ci sono in ballo delle vite umane, come povero Andrea Papi, che purtroppo ha fatto una brutta fine sotto le sgrinfie dell'orso, e io non vorrei più nella mia vita vedere queste cose, e lo dico anche da figlio di un forestale. È importante quello che lei ci sta raccontando, perché la storia del runner sbranato dall'orso in Trentino ha innescato diverse polemiche da parte di chi appunto sosteneva che quello è un habitat naturale e che per come dire, correre liberamente in un bosco bisognerebbe essere consapevoli dei pericoli che si corrono, e dall'altra parte invece di persone che ritengono che l'orso, tra l'altro, è stato importato in Trentino dalla Slovenia, e quindi questa necessità, no, di ripopolare i nostri boschi a discapito poi della natura, ma nello specifico parliamo della pedemontana così come per l'altopiano, a discapito anche degli allevatori. Sono stati diversi, ad esempio sul Grappa, gli episodi di asini, pecore sbranati dai lupi. Quindi ecco, volevo chiedere anche a lei un po' la sua posizione rispetto al caso del runner, ma è stato molto chiaro, insomma, non devono più accadere episodi di questo tipo. Certo, e soprattutto perché, ripeto, siamo in Italia e non dobbiamo fare le pecore che poi in maniera ideologica non ci scontriamo tra di noi, fra chi è a favore e chi è contro. Io amo gli animali, vedo spesso i documentari, però un conto è vederli da un salotto, un conto è averli magari fuori porta, perché da noi le predazioni a bovini, ovini sono ormai quotidiane, nel senso che ormai ci stiamo forse quasi abituando, ecco, arrivo a dire anche questo, ci stiamo quasi abituando, ma non possiamo aspettare quello che non vorremmo che accadesse, quindi dobbiamo necessariamente lavorare su questa convivenza, perché, ripeto, altrimenti se no la bilancia pesa solo a favore di questi grandi carnivori che, ricordo a tutti, sono protetti
dall'Europa, dal Piano Nazionale del Lupo in Italia in maniera esponenziale, ma oggi, e lo dimostrano i numeri, come ci dice il Trentino, da 50 orsi sono 120, più del doppio. E allora dove vogliamo arrivare? Dove vogliamo andare? Vogliamo metterci in mano e gestire questa cosa in maniera seria e concreta, senza posizioni ideologiche? Perché se è così, bene, altrimenti saremo qui a fare la battaglia tra i poveri cittadini che contro e a favore, ma poi andiamo a dirlo ai genitori di Andrea Papi. Senta, che cosa sostengono, cosa dicono i suoi cittadini? Le sembra che siano allarmati anche dalla questione lupi, nonostante appunto lei ci stia confermando che non esiste un pericolo imminente, soprattutto per l'uomo, ma cosa ne pensa la popolazione dell'altopiano? Ma la popolazione dell'altopiano, diciamo, anche qui siamo divisi fra chi magari va poco in bosco e quindi sente meno questa presenza del lupo, invece chi come me amministra e fa il sindaco e ha a che fare tutti i giorni con i cittadini che invece si sono visti predati cani, diciamo cani piuttosto che pecore, piuttosto che i nostri malghesi allevatori che quotidianamente sono sotto il pericolo appunto del lupo. Io dico, fino a quando questo si limita il fenomeno la fauna selvatica, io dico nell'ambiente ci può anche stare, non dico di no, però ripeto, 100 anni fa non c'erano i lupi, non c'erano gli orsi sull'altopiano e nemmeno in Trentino, adesso qualcuno li ha voluti reintrodurre, bene, ma come ci mettiamo mani alla natura, altrettanto dobbiamo governarla o tentare di governarla, perché altrimenti, ripeto, andiamo allo sfascio. E questo non possiamo permettercelo perché, ripeto, non parliamo di zanzare, parliamo di lupi e di orsi. Senta, Sindaco, come è andato questo Ponte Pasquale? Anche Gallio ha il problema legato al personale, prima eravamo collegati con Montegrotto Terme e poi con Jesolo. Come è andato? Grande affluenza di turisti, approfittiamo della sua presenza ovviamente per capire com'è andata e insomma anche per capire se vi siano problemi legati al personale anche in altopiano. Sì, purtroppo questo problema legato alla mancanza di personale da assumere anche nelle nostre strutture alberghiere ricettive persiste ormai da un paio di anni e quindi molti alberghi e molti ristoranti sono costretti ovviamente, come sappiamo, a ridurre le presenze, a ridurre le prenotazioni per poter garantire un servizio decoroso a tutti. Speriamo che con quest'anno, magari rivedendo alcuni parametri, tra cui il reddito di cittadinanza e magari anche qualche sgravio fiscale nel cuneo per quanto riguarda le assunzioni, magari un imprenditore come me può offrire un salario magari leggermente superiore al passato e magari poter integrare nella forza lavoro personale in più, perché veramente altrimenti noi abbiamo il turismo che grazie a Dio sta crescendo e i numeri parlano chiaro. Negli ultimi anni abbiamo incrementato di 2 cifre a doppia cifra le presenze a Gallio e sull'altopiano. In controtendenza però abbiamo il problema inverso che le strutture vorrebbero ma non riescono oggi a garantire un servizio adeguato al numero delle richieste, perché purtroppo manca il personale e io mi auguro che il 2003 sia, anche con una mano da parte del governo, sia l'anno della svolta, perché dobbiamo rimetterci in linea e in bolla con tutti quei valori di mercato che erano nel pre-Covid, perché qui adesso stiamo tutti impazzendo, succedono cose che non succedevano mai da diversi anni e credo che dobbiamo necessariamente fare tutti lo sforzo per rientrare ai livelli pre-Covid. Ci sono già prenotazioni per quest'estate? Beh sì, diciamo che l'altopiano ormai da qualche anno, grazie a Dio, e lo dico con umiltà in punta di piedi, sta registrando veramente un'affluenza importante. Oggi Gallio, Asiago, Roana, il valore del metro quadrato delle case è aumentato a livello importante, non si trovano oggi ad oggi case da affittare, questo vuol dire che per alcuni aspetti nella ricettività di Gallio ma dell'altopiano in generale oggi di fronte all'imminente stagione estiva siamo quasi a un buon punto, quindi anche qui è un buon segnale. Grazie Emanuele Munari, sindaco di Gallio, per essere stato con noi in collegamento dall'altopiano in diretta, ovviamente come sempre, grazie a lei, arrivederci. Grazie, arrivederci.
Tra poco in collegamento con la FIPE di Treviso per tornare sul tema della carenza di personale, ma ora facciamo un volo veneziano per parlare di Pasqua e non solo. Prima vi facciamo sentire le parole dell'assessore Renato Boraso, finito nella polemica per la proposta di vendere un quadro di Clint per finanziare il Bosco dello Sport e non solo. Lo ascoltiamo. Una grande provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello del Bosco dello Sport, cioè la città di Venezia non può rinunciare a questo grande progetto. Così l'assessore Boraso, dopo aver proposto giovedì scorso la vendita dalla Giuditta del Klimt, base d'asta più di 150 milioni di euro, nell'eventualità Bruxelles decidesse di non finanziare con i fondi del PNRR il Bosco dello Sport, del valore di oltre 300 milioni di euro, con la costruzione di uno stadio e di un palasport, contro il quale c'è un ricorso al TAR di Italia Nostra. Con pesce d'aprile è comunque un'ipotesi che lei sta valutando insieme al sindaco, naturalmente. È una fortissima provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello che questa città di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro, l'intera amministrazione e il Consiglio Comunale non vuole rinunciare a questo grande intervento del Bosco dello Sport, che ricordo essere la più grande operazione urbanistica e sportiva di massima sostenibilità. Vero è che se della Giuditta si è fatta una grande promozione, attendendo ora il suo rientro a Venezia da Rovereto, dove è stata data in prestito per una mostra della provincia autonoma, l'altra grande attesa è quella prevista in settimana, quando Bruxelles scioglierà le sue riserve sullo stanziamento dei citati fondi. Che sono convinto che il governo che Luigi Brugnaro ha incontrato con tutta la struttura settimana scorsa, prima di Pasqua, saprà dare delle risposte. E da un'opera ad un'altra, con Venezia, città museo cielo aperto, in questi giorni presidiata speciale da numerose forze di polizia, sebbene invisibile agli occhi dei più, spiega Boraso, dopo l'incitamento del blogger Bloomer di versare vernici su Palazzo Ducale contro la gestione mercificatoria della città delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute. Sull'influencer, per questo indagato dalla Procura di Venezia, l'assessore è lapidario. Questo è un personaggio che al di là dell'indagine deve aver preso a calci in culo. Sì, lo dico, a calci un personaggio del genere, oltre che ad essere arrestato, perché in un altro paese civile un personaggio del genere andrebbe arrestato, andrebbe essere preso a calci in culo. Restiamo a Venezia, ieri era la festa del mare, intervistato anche la Capitaneria di Porto che ha fatto una importante raccomandazione ai cittadini, lo ascoltiamo. Oggi è la giornata nazionale del mare, è un momento importante per ricordare a tutti noi quanto sia importante il mare e quanto lo dobbiamo rispettare. Ricorrenza che cade ogni 11 aprile da quando nel 2018 è stata istituita. Obiettivo: valorizzare il mare e Venezia in particolare, anche la sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità, con giornate culturali a tema in collaborazione con la Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Venezia è la città del mare per antonomasia, dove capitale mondiale della sostenibilità, concetto che si coniuga benissimo con il mare. Dobbiamo ricordarlo sempre, dobbiamo ricordare a tutti noi come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo vivere il mare, come dobbiamo vivere la laguna, soprattutto qua a Venezia che è un patrimonio fondamentale per tutti noi. Rispettare il mare e la sua laguna per essere cittadini del mare esemplari, ma quali le azioni e i comportamenti da mettere in atto? Valorizzando il patrimonio culturale, storico e letterario legato al mare, anche per diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni marinaresche e la conoscenza del mare, come da obiettivi proposti anche dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile. Volendo porre il mare al centro dell'attenzione di tutti i cittadini, l'elemento formativo è fondamentale. Quindi che cosa insegniamo? Quello che ho già detto, insegniamo a rispettare il mare e a comportarci come si deve in mare ed essere di esempio per gli altri. Il bilancio degli arrivi per Pasqua, ovviamente arrivi record rispetto al 2019, lo facciamo restando proprio a Venezia. Sono oltre 250.000 le presenze registrate a Venezia nel fine settimana pasquale, 80.000 sabato, 65.000 domenica, 50.000 lunedì.
Notevole la presenza degli stranieri, circa il 65%, con prevalenza di tedeschi 17,5%, inglesi 13,6%, spagnoli 11,5%, americani 11,4%, francesi 9,3%. I musei tra Ducale, Correrca, Pesaro e Storia Naturale hanno registrato 25.000 visitatori, senza contare gli albergatori che come previsto hanno raggiunto il tutto esaurito. Pienone anche sul litorale veneziano, Jesolo in primis, dove solo nel giorno di Pasquetta si stima siano arrivate circa 100.000 persone. Complessivamente dunque le festività si sono svolte senza intoppi. Una persona proprio nel pomeriggio di Pasquetta ha ricevuto una multa di 200 euro per aver bevuto alcol sulla spiaggia, in violazione al regolamento comunale che ne vieta il consumo su suolo pubblico. L'amministrazione comunale infatti, in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, ha messo in campo un piano straordinario di controlli anche sugli autobus in arrivo nella zona di Piazza Mazzini e attività anche per verificare il rispetto del regolamento di polizia urbana. Siamo felici, ha commentato il sindaco De Zotti, che il primo banco di prova sia andato molto bene, ma ovviamente i risultati non sono definitivi. Dobbiamo tenere alta l'attenzione, ha concluso. Ci spostiamo ora a Motta di Livenza. Sono stabili, ancora gravi ma stabili, le condizioni del bambino di 2 anni e mezzo che è stato coinvolto in un incidente stradale il giorno di Pasqua. A soccorrerlo un pediatra che si trovava proprio lì per caso insieme alla sua famiglia. Noi lo abbiamo intervistato. Diciamo che emotivamente sì, era un po' come avere mio figlio tra le mani, ecco. Il dottor Giorgio Cuffaro, pordenonese di 37 anni, è il pediatra che il giorno di Pasqua è arrivato a Motta di Livenza pochi istanti dopo lo schianto in cui è rimasto gravemente ferito un bambino di Caorle di 2 anni. Solo per caso, insieme alla moglie e ai 5 figli, transitava lungo quella strada. Si era scordato il telefono all'ospedale di Conegliano, una delle strutture in cui opera da libero professionista. Quella giornata sono state una serie di coincidenze che per chi ci crede sono state veramente provvidenziali. Lo smartphone dimenticato, la decisione, tutt'altro che programmata, di andare a passeggiare al mare, la vasta esperienza, malgrado la giovane età, nei pronto soccorso pediatrici, l'ultimo aggiornamento proprio il 25 marzo. Quando è arrivato sul luogo dell'incidente, il bambino era ancora in braccio al papà. Ho fatto le valutazioni del caso e ho avviato la rianimazione cardiopolmonare col massaggio cardiaco e la ventilazione bocca a bocca. E quindi ho proseguito fino effettivamente all'arrivo dell'ambulanza. Il cuore ha ripreso a battere regolarmente, eventualità rara in queste circostanze, anche se le condizioni del piccolo restano gravissime per il violento trauma cranico subito. La famiglia ha contattato in queste ore il pediatra per dirgli grazie. Sì, senz'altro. Ma c'eravamo già intesi col papà lì, sia durante che dopo. Quando il bambino è partito in elicottero verso Padova, il giovane pediatra è risalito in auto dove l'aspettavano la moglie e i figli da 1 a 7 anni e la loro reazione. I bambini, abbiamo detto, hanno capito quello che hanno capito e mia moglie ha capito un po' di più e insomma l'emozione è enorme. Non sono cose da tutti i giorni, per fortuna. Cuffaro è un pediatra a gettone, figura questa che in base a un recente decreto tra qualche mese sparirà. E anche questa è una coincidenza da sommare alle altre. Nella speranza che il bambino si riprenda, questa vicenda, dice, porta con sé un messaggio importante. Si devono fare questi benedetti corsi di rianimazione. Cioè la popolazione deve essere formata, non deve essere un obbligo per legge per i lavoratori, per gli addetti al primo soccorso aziendale. Cioè non può succedere che un bambino faccia un incidente su una strada statale e nessuno faccia nulla. È inaccettabile. Un altro soffochi con la mozzarella in pizzeria, ma cioè siamo robe da preistoriche. Questo c'è da dire, secondo me, l'unica conclusione di questa faccenda. La cronaca ci porta ora nel Vicentino. Zugliano, trovato con una pistola, scacciacani e un etto di hashish, un minorenne è stato denunciato. L'intervento è stato della polizia locale nord-est vicentino. È stato trovato con addosso una scacciacani priva del tappo rosso e un etto di hashish. Il tutto è stato sequestrato ed il minorenne è stato denunciato al Tribunale di Venezia. Tutto è successo a Zugliano verso le 19, quando una pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino ha notato la presenza di un ciclomotore parcheggiato in via Roma, zona segnalata come luogo di ritrovo per lo spaccio. E dopo aver anche verificato che il mezzo era sprovvisto di regolare revisione, gli agenti si sono posizionati a breve distanza aspettando e
identificando il conducente. Avvertendo un forte odore di hashish, lo hanno invitato a consegnare quanto in suo possesso, accompagnandolo poi al comando per una perquisizione più approfondita. Ancora al Vicentino, dopo 14 anni dal delitto si chiude formalmente l'avvertenza civilistica dell'omicidio del colonnello Valerio Gildoni. La Corte d'Appello ha riconosciuto la totale infermità mentale dell'omicida. Totalmente incapace di intendere e volere. Così ha deciso la Corte di Appello di Venezia in merito all'omicidio del colonnello Valerio Gildoni, chiudendo definitivamente il caso dopo 14 anni. I giudici hanno stabilito che Battista Zanellato, l'uomo che nell'estate del 2009 uccise l'ufficiale dell'Arma, era totalmente infermo di mente, disponendo così 100.000 euro solo alla moglie di Gildoni, un indennizzo e non il totale risarcimento di 2 milioni di euro chiesto dai familiari del colonnello, chiudendo anche così l'avvertenza civilistica del caso. Battista Zanellato, deceduto nel 2016, aveva 85 anni nel luglio del 2009, un periodo in cui l'anziano era soggetto a vari problemi di salute e decise di barricarsi in casa, asserragliandosi armato del suo fucile da caccia. Il figlio diede l'allarme chiedendo l'intervento del medico curante che arrivò con i militari in compagnia del colonnello Gildoni, appena insediato a Vicenza. Sull'intenzionalità del colpo fatale sperato dal colonnello appena entrato in casa non fu mai celebrato il processo d'appello e l'udienza fu rinviata fino alla morte dell'imputato. Siamo ora a Vicenza, per noi la nostra Luisa Bertini per la festa della Polizia. Sapete, oggi 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la festa della Polizia. Vi abbiamo fatto vedere le immagini con la nostra Lina Paronetto da Piazza dei Signori a Treviso, poi questa mattina a Padova. La celebrazione si terrà invece nel tardo pomeriggio a Belluno e ora siamo con la nostra Luisa che è in compagnia del prefetto di Vicenza. A te Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del signor prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo. Tema della sicurezza al centro, tanto più che Vicenza rappresenta un po' un modello per un patto sicurezza che lei, ha stipulato con i vari sindaci e enti territoriali. Sì, il patto per la sicurezza urbana, che secondo me è uno strumento efficace proprio per la prevenzione di tutti gli atti e fenomeni delinquenziali. Noi assistiamo purtroppo a una recrudescenza ultimamente, atti delittuosi che sono stati posti in essere nei confronti di operatori sociosanitari, però assistiamo anche ad episodi che coinvolgono in particolare anche le fasce giovanili. E allora il patto per la sicurezza urbana diventa, a mio avviso, uno strumento utilissimo di cui si possono dotare i sindaci, perché in prima battuta sono coloro che vengono coinvolti con la sottoscrizione del patto e con il coinvolgimento ovviamente di tutte le forze operative, tutte le componenti attive sul territorio che possono contribuire in termini di sicurezza sussidiaria. Il patto sta proseguendo, sta andando avanti, io personalmente, unitamente ai componenti del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, mi sto recando personalmente presso le sedi municipali dove rappresento un po' dopo una prospettazione sulla situazione dell'ordine e sicurezza pubblica di quei territori, poi evidenzio i contenuti del patto e quindi previo atto di condivisione da parte dei primi cittadini, poi sottoscriviamo il patto che impegna, come ho detto in prima battuta, le amministrazioni comunali e poi tutte le componenti che operano sul territorio, prima fra tutti i cittadini che in termini di partecipazione, in termini di collaborazione con le forze di polizia sono chiamati a dare il loro contributo. Quindi questo è un po' l'impalcatura del patto per la sicurezza urbana. Altro tema all'ordine del giorno è quello relativo ai migranti. È stato dichiarato lo stato d'emergenza. Che cosa comporterà per Vicenza anche in termini di accoglienza? Quindi voi dalla prefettura aprirete un nuovo bando per l'accoglienza? Sì, noi in prefettura siamo già pronti per la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica che, come negli anni passati,
pubblicheremo da qui a breve, ma nel caso di specie andiamo ad ampliare i posti di accoglienza rispetto a quelli che già furono messi a bando 2 anni addietro. Li ampliamo perché è chiaro ed evidente che nel momento in cui vengono assegnati migranti su questo territorio provinciale dobbiamo farci trovare pronti, ecco, per dare loro assistenza e accoglienza. Penso che lei ha parlato di emergenza, qui a Vicenza non possiamo sicuramente interpretarlo in termini emergenziali perché riusciamo fino ad oggi a gestire il fenomeno grazie al turnover che noi garantiamo all'interno dei centri di accoglienza straordinaria. Però ecco, in prospettiva della stagione estiva, dove è notorio che i flussi si intensificheranno, quindi ci stiamo adoperando, ci stiamo attrezzando, ecco, per poter ampliare i posti in accoglienza. Ecco, io ringrazio il prefetto Salvatore Caccamo e restituisco a voi linea studio. Grazie alla nostra Luisa Bertini da Vicenza. Una notizia battuta dall'ANSA: si è tenuto oggi, convocato dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan e gestito dall'unità di crisi aziendali regionali, un incontro di aggiornamento rispetto all'annunciata chiusura del sito logistico Geodis. Siamo nel Rodigino, Villa Marzana, che coinvolge circa 140 lavoratori diretti. All'incontro, informa la Regione, hanno partecipato le organizzazioni sindacali di categoria, CGIL, CISL e Will, i rappresentanti della società Geodis SPA e Peacework SRL. La riunione ha avuto l'obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento degli impegni assunti tra le parti al fine di garantire una continuità produttiva del sito. Ora siamo a Padova per il caso dell'Istituto Scalcerle. Anche qui ha fatto discutere la scuola che regala 100 euro agli alunni che hanno la media del 9 e il comitato, la rete degli studenti medi, ha innescato la polemica. Intanto vi facciamo ascoltare la loro voce. Una sorta di buono spesa da 100 euro per chi ha una media di voti superiore al 9, soldi consegnati nel corso di una serata cosiddetta delle eccellenze. L'Istituto Scalcerle in questo modo è convinto di premiare gli studenti più bravi, di sostenere la meritocrazia e nega ci siano problemi di alcun tipo tra gli studenti. Nessuna competizione fuori controllo, anzi una sana concorrenza. La rete degli studenti medi del Veneto però non ci sta. Ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che supporta questa riscola del merito, una scuola in cui i migliori, quelli che raggiungono degli standard di eccellenza, vengono premiati, tutti gli altri sono lo scarto, quello che un giorno o l'altro farà qualcosa nella vita, ma di certo non come gli altri. Il pericolo, secondo gli studenti medi, è quello che le disuguaglianze si amplifichino invece che ridursi, e poi anche le conseguenze negative sul fisico e sulla mente dei ragazzi. Come pericolo penso che basti purtroppo guardare i casi di cronaca e vedere quante studentesse e quanti studenti sono portati a gesti estremi a causa dello stress, dell'ansia alla prestazione e di aspettative che una persona qualunque normale spesso non può raggiungere. Per una classifica di questo tipo, infatti, secondo gli oppositori del progetto, non conta solo l'impegno, ma il contesto in cui lo studente vive, che non è uguale per tutti. Non sarà uguale la possibilità di raggiungere un voto alto di uno studente che tornato a casa deve lavorare, deve occuparsi della famiglia, che non ha la disponibilità economica di pagarsi i trasporti e i libri di testo, invece comparata a quella di uno studente che ha tutta una serie di agevolazioni economiche diverse. Un esempio? Chi ha una famiglia che gli consente di fare solo quello, concentrandosi sullo studio, e chi invece fa anche dell'altro per mantenersi. Intanto anche alcune scuole medie padovane puntano incentivi per le gite di istruzione basati sulla media dei voti. La polemica è appena iniziata. E vi faremo poi ascoltare alcune voci a commento di questa polemica che arrivano da Bassano del Grappa, ma dalla regia mi dicono che si è collegato per noi oggi Michele Pozzobona, vicepresidente della FIPE di Treviso. Allora non vogliamo farlo aspettare, perché come ogni presidente, vicepresidente o componente di associazioni di categoria poi in primis è anche un lavoratore ed è una giornata per lui lavorativa. Michele, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. FIPE, quindi Associazione dei Pubblici Esercizi, anche con lei vogliamo fare il punto su questo ponte di Pasqua e cercare di capire come siete messi come categoria dal punto di vista del personale. Innanzitutto
chiudiamo un bel weekend, devo dire, un gran bel weekend di lavoro. Abbiamo raccolto ottimi risultati, grandi flussi sia per la città sia per le nostre attività in generale. A livello di personale è sempre un po' un tema delicato, però devo dire che si sta attivando una grande collaborazione anche sul territorio con grandi istituti scolastici e devo dire che piano piano mi sembra di potervi dare qualche buona notizia, nel senso che torniamo a valorizzare un pochino la figura all'interno di questo settore, quindi trovare dei rapporti un po' più stabili. È ovvio che le ricerche, il bacino è sempre piccolo, quindi non è facilissimo poi soddisfare un po' tutti i turni e tutta il fabbisogno, diciamo, di manodopera che il settore richiede. Ecco, Però lei ci sta dicendo, Michele, che il bacino è piccolo. Prima abbiamo fatto un passaggio con due primi cittadini di due località turistiche, Jesolo e Montegrotto Terme, e si parlava del tema dell'immigrazione come potenziale risorsa, forza lavoro che potrebbe arrivare nel nostro territorio. Fino a che punto potrebbe essere una risorsa per voi e avreste le forze per formare questi lavoratori? Ma allora, possono essere sicuramente una risorsa, però c'è da dire che dobbiamo lavorare invece ancora di più sul valore delle persone che poi danno una qualità di servizio, e questo lo possono fare solo percorsi di formazione lunghi, quindi investimenti anche su non breve periodo, e quindi persone che magari stanno in azienda almeno 6 mesi. Ovvio che sicuramente per stagioni o per magari alcuni di noi che hanno magari un servizio un po' più suddiviso anche dal punto di vista della mansione, sicuramente sono un'opportunità da non sottovalutare. C'è da dire che spesso questo tipo di risorsa magari è anche più ricettivo, anche più volontà nel apprendere, anche nell'accogliere anche il nostro cliente. Senta, per quanto riguarda una delle grandi polemiche un po' legata ai compensi, alla tassazione che c'è sul lavoro nel vostro settore, come si riesce ad ovviare a questo problema? Ed è ancora vero che ricevete diversi rifiuti a fronte di offerte di lavoro perché gli stipendi sono troppo bassi? Ma su questo non sono perfettamente d'accordo, nel senso che gli stipendi secondo me ad oggi cominciano ad essere adeguati e c'è stato un cambiamento sociale che comunque ha anticipato quello che è un cambiamento un po' a livello di contratti. C'è da dire che c'è la cultura ormai che si sta instaurando sempre di più anche nel nostro territorio, è quello di valorizzare appunto anche il tempo passato dei nostri collaboratori all'interno delle aziende. E penso che non sia solamente questo l'elemento di rifiuto verso questo mestiere, quindi penso che a livello di stipendi il settore non possa lamentarsi. Quindi lei dice il problema è il lavoro per come è strutturato, che non è forse più così accettato dal punto di vista dei sacrifici, è vero? Sì, scusi, è un problema un attimino questo posizionamento che alcuni di noi cittadini abbiamo rispetto a questo fantastico lavoro, che sembra essere magari limitante verso una vita, verso una libertà. In realtà si scopre essere una grande opportunità. Senta, siccome abbiamo appena visto andare in onda un servizio legato a un sistema di premialità di una scuola di Padova, è una scuola tecnico-professionale, questi 100 euro dati agli studenti più meritevoli, come si trova di fronte a questa iniziativa che ha scatenato davvero tante polemiche? Allora, sicuramente a livello nazionale stiamo facendo grandi percorsi, cercando anche di portare aggiornamenti a livello contrattuale, quindi il FIPE nazionale lavora tutti i giorni su questo fronte. E sono percorsi da fare sicuramente, che vanno anche a toccare temi un po' scottanti. Dobbiamo farlo perché sicuramente la meritocrazia è uno degli strumenti fondamentali per creare stimolo nuovo e continuità soprattutto all'interno del rapporto azienda e lavoratore. Sono tanti gli studenti lavoratori che voi conoscete come FIPE, quindi studenti che per integrare servono ai tavoli, insomma fanno lavori anche stagionali. Sì, sicuramente da qui in avanti, nel periodo estivo in particolar modo, si riesce a creare
una maggiore serietà di questo tipo di rapporto di lavoro. Devo dire che ad oggi, almeno per quanto mi riguarda, comunque i ragazzi che si affacciano a questo settore dimostrano comunque un leggero interesse, nel senso che non lo fanno propriamente solo per ricavare del denaro, per poi spenderlo magari nei weekend o per il tempo libero, ma cercano di accogliere questa come un'opportunità, perché di base questo mestiere, che è legato soprattutto all'accoglienza e allo stare con le persone, prepara anche questi ragazzi e li forma da un punto di vista anche un po' personale. Quindi questo può essere anche un appello che rivolgo a tanti studenti che non vedono magari questa come una vera opportunità. In ultima battuta, lei ci ha raccontato, è stato un ponte pasquale soddisfacente per voi, per la vostra categoria. Ci sono degli interventi che ritenete urgenti? Abbiamo perso il collegamento di Pozzobon, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Michele, ci senti ancora? Deve essere un problema di collegamento, anche perché avete visto Pozzobon si stava collegando dal cellulare. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto però mi dicono che sono arrivate le immagini di Bressanvido registrate e realizzate dai nostri colleghi questa mattina. Sì, vedo che si è ricollegato. Michele, giusto il tempo di salutarla. C'è qualcosa che come categoria chiedete al governo oggi, anche alla luce insomma dei buoni numeri che state facendo? Ma chiediamo solamente di continuare ad ascoltarci. Abbiamo rappresentato un pochino l'importanza del nostro settore, l'importanza delle nostre attività, e credo che noi siamo per quanto poco al centro del futuro dell'Italia, dell'economia italiana e un po' anche della parte sociale che riusciamo a tenere vivo. Quindi giustamente lei dice più attività mantengono vivi i centri, attirano il turismo ma mantengono anche vivi e vitali i centri storici. Grazie Michele Pozzobon, vicepresidente FIPE di Treviso. Arrivederci Michele, grazie, buon lavoro. Grazie. Parlavamo di Bressanvido, oggi l'ultimo saluto alla 17enne morto in scooter 2 giorni fa alla sua uscita di strada. Il ragazzo è andato contro un cartello stradale, morto sul colpo. Questa mattina ci sono stati i funerali, andiamo a vedere. I motori che rombano a tutta, la grande passione di Andrea, gli amici, c'erano tutti nella chiesa di Poianella di Bressanvido, i compagni di una vita, di scuola, di calcio, i colleghi di lavoro, gli insegnanti, mamma Daniela, papà Denis e il fratellino Lorenzo, tutti stretti per l'ultimo saluto allo studente del 3° anno dell'Istituto Alberghiero San Gaetano di Vicenza, rimasto vittima a soli 17 anni di un terribile incidente stradale a poche centinaia di metri da casa. La notte tra venerdì e sabato scorsi. Un'intera comunità sprofondata nel dolore per una perdita così grande, lacrime che non è riuscito a trattenere nemmeno Don Giovanni Sandonà, il parroco che ha concelebrato la messa. Andrea ci chiede di ritrovare la verità, il calore dello sguardo, dell'incontro vero, dell'amicizia, dell'accoglienza, della vicinanza, della condivisione. Un ragazzo che si stava affacciando all'età matura, capace di dimostrare però la sua serietà, la sua voglia di divertirsi, la sua volontà a orientarsi nella vita. Emblematici 4 simboli che sono stati mostrati che rappresentano quello che era Andrea. La bussola del nonno, cui era legatissimo, la catenina con il crocifisso, il grembiule della scuola e l'iniettore del suo scooter. Andrea, il nostro EU ha Dio. Ha Dio. Nelle sue mani ti mettiamo.
Il suo sorriso, la sua capacità di farsi voler bene da tutti, il suo impegno a scuola, in casa, nello sport, come giocatore di pallone e allenatore dei pulcini della BP 93. E sono proprio gli amici che lo salutano. Ciao Tania, oggi siamo tutti riuniti qui per te, per ricordare la persona fantastica che eri, sempre sorridente, pieno di vita e di felicità. Eri sempre pronto a metterti in gioco per nuove sfide, nel lavoro, nelle attività e nelle tue relazioni con noi amici. Il tuo viso sorridente e spensierato rimarrà sempre e per sempre una parte importante nei nostri cuori. Proteggici e guidaci da lassù. Ti vogliamo bene, i tuoi amici. E toccanti le parole nella lettera scritta al suo ragazzo dalla mamma Daniela. Grazie, perché in questi 17 anni ci hai riempito la vita di gioia, ci hai resi sempre orgogliosi di te fino alla fine. Grazie, perché tu vivevi la vita a 1000, vivevi per far rumore e guarda Andrea, stavolta di rumore ne hai fatto davvero tanto. Hai mosso un intero paese, tutti qui per te. Al papà dai la forza di rialzarsi e quando mi vedi un po' persa, dimmi pure, oi cicciottella mia, cosa si deve fare? Ti amo Andrea, la tua mamma. In cielo i palloncini bianchi e rossi, tra la musica, il fragore dei motori e l'amore infinito per questo ragazzo strappato alla vita troppo presto. Ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo, a seguire pubblicità e poi nella seconda parte il dibattito politico. Vi aspetto. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, una nuova perturbazione avanza verso l'Italia, tempo più variabile anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 12 aprile. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, in giornata sarà in prevalenza asciutto. Entro sera però tempo in peggioramento con qualche precipitazione via via più diffusa, localmente anche di moderata intensità nella notte. Temperature stazionarie minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto con occasionali schiarite in giornata, dalla tarda serata qualche debole pioggia. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto nuvoloso anche qui con graduale aumento delle precipitazioni a partire dalla serata. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 17-19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, siamo alla seconda parte, il dibattito politico che ho annunciato prima della pubblicità in realtà è già iniziato, gli ospiti che sono qui accanto a me hanno già iniziato a discutere ma adesso sono stati zittiti perché prima ve li presento e poi partiamo. Ugo Moro, candidato sindaco a Treviso per il Partito Comunista, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Buongiorno, grazie a voi, grazie ai telespettatori e alle telespettatrici. Poi abbiamo Carmine Mazzola per Più Europa, coordinatore. Buongiorno Carmine, buongiorno. Grazie. Grazie per essere con noi in studio. Collegati invece abbiamo Gabriele Zanella, Unione Popolare.
che è a sostegno del Movimento 5 Stelle. Gabriele, buongiorno, grazie. Grazie per l'invito. E stiamo in attesa di Carla Condurso, popolo della famiglia capolista. Quindi Carla la stiamo aspettando, so che insomma dalla regia adesso ci metteremo in contatto con lei. Io vorrei partire facendovi ascoltare un primo estratto, ma poi ve ne saranno altri, perché come sapete ieri a Ring, intervistati dal vice direttore Ferdinando Avarino, c'erano i due candidati per il centrodestra Mario Conte, per il centrosinistra Giorgio Denardi. Hanno bisticciato su varie tematiche, una ora ricca di temi, ricca di spunti ovviamente di riflessione che porterò qui agli ospiti che sono in studio e collegati con me, ma intanto vi facciamo sentire un piccolo estratto di quello che è andato in onda ieri nel corso della puntata di Ring, che è stato anche un successo di telespettatori e per questo vi ringraziamo, ma vi facciamo intanto ascoltare un piccolo botta e risposta tra Conte e Denardi. Io onestamente mi sono sentito, non capisco perché, aggredito in quel modo, ma qui mi fermo, perché ci sono testimonianze, per me la vicenda è chiusa, ho capito... Cioè non era diciamo, un atteggiamento giocoso, scherzoso, giocoso, diciamo così, no? Erano spintoni. Sentiamo Mario. No, della sua versione, poi sentiremo certo quello Mario che Conte. è stato scritto sui giornali io lo confermo. Quindi urla e spintoni, no? Questo è quello che vuole il calcio qui nel Boiate. Cioè. Boiate, ok, va bene. Qui dove sta il rugby? Sindaco? No, va gravissimo. Mario Conte, scusi. Premesso che la parola boiate non l'ho neanche mai citata. Premesso che non ho urlato. E premesso che men che meno ho messo le mani addosso, perché ci mancherebbe. Posso forse aver sfiorato la giacca con la mano così, come per dire, dai, che domenica prossima qua tu farai giocare il Treviso. Questa è stata l'offesa più grande che mi sono permesso di rivolgere al dottor Denardi, che se si è sentito offeso, per carità, mi scuso, però non ho offeso, non ho aggredito e i toni erano quelli di una partita di rugby dove il clima era certamente conviviale, però le testimonianze che sono state riportate, in particolare quello di Franco Rosi, che ovviamente non vedeva l'ora di strumentalizzare la situazione, trovano altrettante, anzi 10 volte di più testimonianze che dicono che non è successo assolutamente nulla. Dopodiché, se si è offeso perché ho detto che domenica prossima qua nella tua testa farai giocare il Treviso Calcio, capirai, insomma è una settimana che si parla della condivisione dello stadio, che aggressione fisica è un qualcosa di veramente brutto. Adesso, dottor Denardi, lei si è sentito aggredito fisicamente e offeso con parole pesanti nei suoi confronti. Conte, non esageriamo. Geometra Mario Conte, lei mi ha messo le mani addosso e più di una volta le ho detto per favore non mi tocchi, per favore non mi metta le mani addosso, per favore non mi metta le mani addosso. Comunque chiudiamo qui, io d'ora in poi non parlo più di questa vicenda, punto e stop. Sì, però le mani addosso io non le ho mai messe. E vabbè, comunque se le ho messo le mani addosso secondo me è giusto che lei vada a denunciare. I carabinieri hanno altro da pensare. Sì, no, ma voglio dire, la violenza fisica e aggressione è una cosa grave. Siccome non mi sono mai permesso in vita mia di alzare le mani nei confronti di nessuno, men che meno lo farei nei confronti di un candidato. Allora Ugo Moro, intanto secondo lei la verità sta nel mezzo, che cosa è accaduto, ha visto il confronto? Intanto partiamo dalla questione dello stadio Tenni, visto che lei è un ex giocatore di rugby, diceva prima, quindi partirei da qui e poi le chiedo anche un po' un commento rispetto a questo confronto. Ma intanto mi dispiace che lo stadio del rugby, che è una sorta di tempio dello sport, sia stato profanato, perché come voi sapete bene anche le aiuole portano lì le porte del rugby attorno allo stadio di Monigo. Lo stadio Tenni va rimesso a posto, va risistemato, si fa il calcio, come si è fatto, si possono fare delle altre attività, fare un museo del ciclismo, è una posizione strategica, va fatto un parcheggio importante che noi pensiamo nell'economia della Grande Treviso. Porto un'esperienza romana. A Roma qualche volta si gioca il rugby allo Stadio Olimpico ed è un disastro, sia per il calcio che per il rugby. Non funziona, anzi, perché
Il rugby è uno sport per barbari giocato da gentiluomini, dicono gli scozzesi. Il calcio è uno sport per gentiluomini giocato da barbari. Sembrano discipline simili ma sono molto distanti e l'idea di usare lo stesso terreno, per quanto tenuto bene, per quanto ben manutenzionato, è un'idea che mostra tutti i limiti, perché proprio per il rugby, quando si devono battere punizioni, calci, bisogna piantare l'ovale nel terreno. Il calcio è tutt'altra, non serve che io stia qui a fare le lezioncine. Lei con chi si è sentito, con chi ha avuto più dialogo in questo periodo, tra Conte, Denardi? No, veramente io li vedrò per la prima volta domani, che c'è l'incontro all'auditorium. Ho forse intravisto qualcuno sabato scorso, sabato prima di Pasqua, mentre raccoglievamo le firme, ma non ci siamo parlati ancora. Ci parleremo per la prima volta domani, immagino, spero. Ci sarà il confronto tra tutti i candidati sindaci, con grande piacere, perché io sono convinto che attraverso il dialogo, il confronto, il colloquio si possano trovare delle sintesi le migliori possibili, però finora non c'è stata ancora occasione. In merito alla lite, che cosa ha capito lei? Dopo chiederò anche la stessa cosa anche a lei, Carmine, perché so che è ben informato di quello che è accaduto. Non era presente, ma è ben informato. Un attimo solo chiedo un commento in merito a questo... Mi sembra che ci siano due versioni contrastanti, perché il sindaco Conte dice: io forse l'ho sfiorato con la mano. Il dottor Denardi dice: sono stato toccato più volte. Insomma, c'è la parola dell'uno contro l'altro. Adesso lo stadio è un ambiente, sia pur quello del rugby, quindi per gentiluomini, è un ambiente particolare, però è evidente che mi sembrerebbe strano che ci siano stati dei contatti fisici. Magari qualche battuta può scappare, sempre tra una birra e l'altra, del terzo tempo del rugby che si fa davvero. Ma sta diventando una campagna elettorale aggressiva, secondo lei? No, speriamo proprio di no, non ne abbiamo assolutamente bisogno. Speriamo proprio di no. Diciamo che noi aiuteremo ad evitare che lo diventi. Carmine Mazzola, Più Europa, lei è stato informato, no? Mi diceva dai suoi di quello che è accaduto. Le chiedo intanto un commento su questione Stadio Tenni e sulla vicenda. Noi come Più Europa confermiamo la versione data ai giornali da parte di testimoni che hanno assistito all'episodio, e quindi ci dispiace veramente dell'atteggiamento del sindaco Conte nei confronti dello sfidante Denardi, e quindi speriamo che il clima torni sereno e tranquillo e si discuta con serenità sui temi della città, tra cui lo stadio Tenni è uno dei temi da noi proposti nel nostro programma politico per le prossime amministrative. Sulla questione dello stadio Tenni riteniamo che sia una struttura obsoleta, in una posizione diciamo molto vicina alle mura. Io ricordo quando il Treviso era in Serie A, in Serie B, che questo determinava una serie di blocchi alla mobilità, la città era semi-paralizzata, quindi è uno stadio semmai concepito negli anni del dopoguerra, e in una Treviso futura del 2050 lo stadio in quella posizione non è strategicamente ammissibile. Per cui la soluzione alternativa allo stadio Tenni per dare quello spazio a altre destinazioni, tipo quello di un parco urbano, servizi per le famiglie, spazi per i giovani, parcheggi anche, perché no, visto che Treviso ha grande bisogno di parcheggi, e il calcio potrebbe trovare la sua destinazione o in una ipotetica futura, diciamo, condominio con lo stadio del rugby, oppure la soluzione alternativa è quella di trovare un altro spazio anche fuori dal comune di Treviso per costruire un grande impianto in prossimità anche delle europee di calcio del 2032, per cui le città che vogliono candidarsi a questa competizione, quindi con un grande vantaggio in termini economici e di afflusso turistico, devono avere degli stadi moderni, con parcheggi, con strutture, e lo stadio Tenni non risponde assolutamente a questi requisiti. Quindi lei è per la costruzione eventualmente di una nuova struttura? Beh, se l'ipotesi alternativa che noi avevamo proposto, quello di utilizzare lo stadio Monigo
per la coabitazione tra calcio e rugby non è accettato, diciamo, dalle società, dalla cittadinanza. L'alternativa al tennis è trovare un altro spazio, un'altra struttura in una zona non urbana, chiaramente, per uno stadio moderno, uno stadio che sia multiservizio e che sia idoneo a competizioni internazionali. A Treviso, per esempio, la nazionale di calcio non ci potrà mai venire perché lo stadio non è idoneo. Non è idoneo, non sì, è certo. idoneo assolutamente. Gabriele Zanella, chiedo anche a lei, allora, la questione stadio tennis, la proposta, insomma, voi sostenete il Movimento 5 Stelle, qual è la vostra posizione? Poi le chiedo anche un passaggio in merito a questo battibecco, questa vicenda personale che ha coinvolto i due candidati. No, beh, sul battibecco, insomma, io non sono informato e proprio per dirvela tutta neanche mi informo, nel senso che penso che la campagna elettorale, il futuro di Treviso sia un qualcosa di molto più serio di una scaramuccia da scuole medie, insomma, che ci veniva presentata in questo dibattito di ieri sera. Credo che in campagna elettorale si debba parlare dei problemi veri, dei problemi stringenti, di quelli sociali, di quelli ambientali. Il fatto che ci si perda anche da un punto di vista del dibattito programmatico sullo stadio, addirittura ventilando la possibile costruzione di un nuovo impianto, io lo trovo del tutto inadeguato rispetto a quelle che sono le priorità, i problemi veri di Treviso, lo trovo del tutto secondario, e se si parla di costruire nuovi impianti va detto, insomma, in termini molto chiari che la spesa pubblica non può riguardare questo, le priorità per Treviso non possono essere queste. Per quanto concerne le politiche sportive, io credo che la priorità per un comune, specie in questo momento, sia veramente dare linfa, seguire e supportare tutta quella che è la rete dello sport dilettantistico, quella che è la rete dei settori giovanili, quella che è la rete delle piccole società, delle piccole attività sportive di vario genere, collettive, individuali, di squadra, eccetera. Questa è un'attività sociale molto importante che toglie molto spesso i ragazzi da potenziali dipendenze di qualsiasi tipo, toglie spesso i ragazzi dall'apatia. Cioè, il concentrare un dibattito su quelle che sono le politiche sportive per la città attorno alle due grandi realtà del calcio e del rugby professionistico, e non parlare di questo di fronte appunto di tutta la rete di piccole società che fanno un lavoro sociale preziosissimo, io lo trovo assolutamente inadeguato. Lo diciamo spesso, insomma, Treviso è oggetto, come tutta la realtà attuale, di problemi sociali forti, di problemi sociali legati all'abitare, di problemi sociali legati al disagio giovanile, e veramente trovo del tutto fuori luogo che un dibattito sulla campagna elettorale si vada a concentrare su che fine fa su dove va a giocare il calcio Treviso. Veramente penso che rispetto alle attuali priorità, anche per me, insomma, vada lasciata la situazione del Treviso Calcio al tennis, e l'attenzione dell'amministrazione comunale si debba rivolgere a quelli che sono i problemi veri della città. Passare alla società. Quindi lei, Gabriele, sposterebbe l'asse. Intanto vorrei comunicare ai telespettatori che purtroppo Carla Condursi, Popolo della Famiglia, non è riuscita a collegarsi, quindi non sarà presente in questo nostro confronto. La ovviamente reinviteremo nei prossimi giorni, insomma, giusto per essere chiari. Vi facciamo sentire un altro estratto che arriva da Ring ed è legato un po' alle lottizzazioni ai supermercati che sono stati costruiti e che saranno in programma, in costruzione per la città di Treviso. Anche qui c'è stata una botta e risposta tra i candidati Conte e De Nardi. Ve li facciamo ascoltare.
Da cittadino trevigiano abbiamo devastato il nostro suolo e continuiamo ad andare avanti con lottizzazioni selvagge. Basta cemento, basta auto. Allora, Denardi ha aggiunto un pezzo forte, in più. Coraggioso, no? 10 anni del PUMS, 5 anni per approvarlo e poi in 10 anni ottengo tanto così. Basta, bisogna avere il coraggio, bisogna darsi a fare. E invece di andare in giro a fare comizi, a essere sempre in strada, a farsi vedere per le strade, che si vada a lavorare, a fare progetti, a portare avanti quello che serve per la Conte, città. sulla questione del commercio immagino che ha aggiunto adesso Denardi debba dire qualcosa anche lei, poi andiamo in pubblicità, prego. No, beh, la chiedo però veloce. Sì, no, ma è una confusione totale. Vabbè, però... Cioè, tutto il contrario di tutto. Cioè, adesso mi prendo anche la colpa del supermercato di San Giuseppe che è stato approvato da una forza che è in coalizione con lui. Io capisco il disagio, attenzione, però voglio dire, se la prenda con chi c'era prima di me, cioè che era Manildo, che è il suo grande sponsor, penso che avrete litigato su quel supermercato. Io tra l'altro sono quel sindaco che a San Paolo, là dove lei vede gli arbusti semimorti, premesso che se dovessero essere morti causa siccità, che penso non sia colpa nostra. Beh, insomma, dipende da come si fa la siccità. Cioè, la siccità. Dipende da che albero si sceglie, dipende ma chiedo scusa, mi assumo anche la colpa della siccità. Però voglio dire, dovessero essere morte verranno sostituite perché il contratto parla chiaro, quindi non si preoccupi da questo punto di vista. Però io sono quel sindaco che lì ha fermato il supermercato, che il suo sindaco, insieme a quelli che c'erano prima, avevano autorizzato. È sospeso, non è fermato. No, è sospeso. È fermato, perché là dove oggi c'è... Staremo a vedere. No, allora lei ha sempre la verità in tasca, allora comincia... Prego. Allora no, anche per rispetto dei cittadini, spariamola a chi la spara più grossa. Il tema dei supermercati, le lottizzazioni, San Giuseppe, Ugo Moro, ci sono stati fatti degli errori secondo lei e la vostra politica per il territorio? Ma è evidente che la politica per il territorio va riletta secondo la tradizione di questa terra, che non può essere asfaltata o spianata, come si usa dire, da questi grandi interessi, dei grandi gruppi. Deve essere tutto giustamente parametrato, messo in ordine rispetto all'utilizzo dei cittadini, ma tenendo ben presente che la vera ricchezza è il commercio al dettaglio, il commercio delle piccole realtà, come diceva anche prima il collega e compagno Zanella, parlando delle associazioni anche sportive, cioè, è proprio questo quello che serve, cioè serve una rimodulazione della nostra vita attraverso una rideclinazione del rapporto tra gli uomini, del rapporto sociale, che questo imbarbarimento, questo aver ingrossato tutto troppo ci sta portando a disumanizzarci, questo non va bene, e culturalmente va fatto un percorso esattamente inverso, in modo che le persone tornino a sentirsi vicine, a conoscersi, a comprendersi di più e a migliorare insieme. Perché soltanto insieme si migliora veramente, e non si migliora massificando, ma si migliora nell'attenzione delle piccole attività, mettendole giustamente in ordine, senza voler fermare il mare con le mani, perché poi ci sono delle situazioni che sarebbe impossibile, perché ci sono anche delle esigenze, ci sono le leggi che regolano tutto questo. E lei condivide la posizione di Denardi, basta cemento, ma insomma in qualche modo condivide anche le affermazioni di Conte, che ha sottolineato come il supermercato di San Giuseppe sia stato autorizzato dalla giunta Manildo. Insomma, basta cemento. Basta cemento significa che un altro stadio non lo costruiamo, però. Altrimenti basta cemento, poi andiamo in contraddizione. È vero che forse non potremo mai far giocare la nazionale italiana di calcio al tennis, non lo so, che un tennis rivisitato come noi immaginiamo, secondo me potrebbe ospitare anche la nazionale di calcio, ma in realtà ci dobbiamo preoccupare di tante altre cose prima di arrivare alla nazionale di calcio. E quindi basta cemento sì, perché va rivista la Treviso verde, la Treviso ecologica, la Treviso bomboniera d'Italia e d'Europa, e quindi davvero evitare utilizzo di suolo, anzi ci sono le caserme, ci sono dei vecchi metri cubi, io faccio il costruttore di lavoro tra l'altro, quindi so bene quanto in Italia, a Treviso ma anche altrove, basta, non bisogna consumare più un solo centimetro quadrato, un solo metro quadrato di suolo, che se ne è consumato anche troppo, bisogna riutilizzare invece i metri cubi da riconvertire, per trovare quelle soluzioni che intanto togliere queste che diventano poi delle palestre per
per vite sciagurate, togliere queste realtà disabitate e abbandonate, rimesse in ordine, anche perché c'è un problema casa grande su Treviso, non andrebbe dimenticato, e quindi anche lì bisogna fare degli interventi. Il Comune non può disinteressarsi, perché nonostante ci sia un benessere diffuso, ma ci sono tante persone che non riescono neanche a trovare la casa, e anche in questo l'ipotesi della Grande Treviso ci aiuterebbe tanto ad evitare la periferia, perché la periferia diventerebbe il centro di un centro più grande. Torniamo con lei dopo sul tema casa. Carmine Mazzola, più Europa, lottizzazioni, supermercati, l'accusa lanciata da Denardi a Conte, il supermercato di San Giuseppe, in qualche modo Conte ha additato alla giunta Manildo. Sì, sul tema del commercio, del settore terziario, cioè il Treviso, essendo una città medievale, tra l'altro capitale negli anni delle città d'arte minori, è una città medievale che ha una sua conformazione, no, territoriale, abbiamo le mura, abbiamo città medievali, abbiamo le pareti affrescate. Il centro diventa una parte vitale anche nelle relazioni sociali, nella gioiosa e clamorosa descrizione che faceva nel 300 il nostro Dante di Treviso, quando è stato, diciamo, è stato qui in pellegrinaggio. Per cui la necessità di nuove aree commerciali non è una priorità per Treviso, quindi dal punto di vista politico l'amministrazione dovrebbe semmai incentivare e favorire il terziario, inteso come negozi, come attività individuali, piuttosto che i grossi centri commerciali. Perché chiaramente, come ha detto il collega qui presente, cioè è chiaro che la presenza di negozi nel centro storico favoriscono le relazioni, quindi rapporti più umani, più equilibrati rispetto a un contesto di neutralizzazione che è un centro commerciale. Per quanto riguarda invece l'intervento che ha fatto l'esponente dei 5 Stelle, io ho risposto a una domanda sul tennis, chiaramente non ho parlato delle politiche sportive, anche noi siamo chiaramente favorevoli come lista Denardi sindaco a che l'amministrazione incentivi e favorisca le polisportive, le associazioni sportive e incentivi l'uso dello sport e la pratica dello sport da parte dei giovani, anche per combattere il fenomeno delle baby gang. Quindi la mia era una risposta soltanto sull'alternativa da dare allo stadio tennis e non una risposta in tema di politiche sportive. Gabriele Zanella, consumo di suolo, sono sicura che insomma, anche voi siete d'accordo con Moro nel fermare la cementificazione. Come si pone di fronte alla questione del commercio e della grande distribuzione che potrebbe arrivare a Treviso ancora? Ma sul consumo di suolo è ora finalmente di assumere delle politiche assolutamente rigorose di stop al consumo del territorio. I dati ci dicono che Treviso, intesa come provincia, è costantemente ai primi posti nell'aumento del consumo di suolo. Questa è, voglio dire, una cosa che dicono in tanti, dopo però quando vanno ad amministrare continuano a concedere lottizzazioni commerciali, edilizie, eccetera. A parlare addirittura di costruire impianti o robe di questo tipo. Allora, qui va messo uno stop rigoroso, però uno stop che non abbia eccezioni, dove tutto ciò che non è ancora chiaramente diritto acquisito si torni indietro attraverso delle varianti urbanistiche, perché c'è stato un proliferare in particolar modo di supermercati o di grandi centri commerciali, soprattutto nell'area nord-ovest di Treviso, nella strada ovest, nella zona della Piani e quant'altro, insomma, e appunto va fermata questa proliferazione e va dato spazio invece a quello che è il piccolo commercio, quelle che sono le piccole attività. Vanno dati soprattutto dei servizi di minuta
anche di minuta entità, voglio dire, senza... Lei ricorda la questione del San Giuseppe? È stata un'autorizzazione della Giunta Manildo? Ma c'è un rimpallo delle situazioni che allo stato attuale rispetto a quella che è la progettualità futura per Treviso, io penso abbia poco senso andare dietro a questo rimpallo che si fanno, perché c'è poi una personalizzazione della campagna elettorale fatta di continui battibecchi: sei stato tu, no, sono stato io, no, io l'ho fermato e quant'altro. Insomma, ha senso che chi invece si prende l'onere di governare e di amministrare questa città dice una parola in campagna elettorale e poi siamo tutti qui testimoni a vedere se questo verrà mantenuto o se questo non sarà mantenuto. Allora, come si diceva poc'anzi, insomma, la questione legata ai servizi del commercio, al commercio, è una questione che, specie in una realtà, come dire, diffusa, in una realtà con un aumento della popolazione anziana, va garantita attraverso il favorire il piccolo commercio, va garantito nel territorio, nei quartieri, nel centro cittadino, nelle varie zone della città. Insomma, non è una questione che possa ridursi a elementi di tipo dannoso come i grandi centri, che insomma hanno fatto il loro tempo e si sono dimostrati, e dal punto di vista ambientale e anche da un punto di vista sociale, totalmente dannosi. Centri nei quali, per dire, i lavoratori vengono sfruttati la domenica, non dimentichiamo mai questo, insomma. Poi magari possiamo toccare anche il tema degli affitti troppo cari, no? Perché per esempio il centro storico, le botteghe sono strozzate perché gli affitti sono molto cari, ma vi faccio sentire il terzo e ultimo estratto che abbiamo preparato, che è legato al tema dell'aeroporto. Giorgio De Nardi ha lanciato, forse un po' provocatoriamente, l'ipotesi di trasferirlo a Venezia. Insomma, ha fatto capire che la presenza dell'aeroporto a Treviso non è cosa buona per la città. Vi facciamo sentire questo estratto, poi cerchiamo un po' di contestualizzare insieme queste parole. Credo sia più in difficoltà Giorgio De Nardi, nel senso che tra le sue file ricordo che il Partito Democratico era in prima fila tra il comitato no aeroporto. Ricordo anche che la precedente amministrazione aveva addirittura ceduto le quote dell'aeroporto, cosa che noi siamo riusciti per fortuna a fermare, proprio perché il disinteresse e la visione su un tema invece secondo me strategico come quello dell'aeroporto è diametralmente opposta. Non so poi l'anima civica se la vede più come me o se la vede come il Partito Democratico, però non vorrei che ci fossero già dei conflitti su questo punto di vista. La quota di partecipazione è del tutto marginale, non serve proprio a nulla per quanto riguarda ciò che regola un aeroporto. Quello che voglio dire è che se non ci fosse stato un aeroporto non l'avrei mai costruito a Treviso. Se dipendesse da me lo trasferirei a Venezia, ma non dipende solo da me e quindi l'aeroporto c'è, ci sono tutta una serie di motivi per cui è difficile, è oneroso, è costoso e ha una serie di ripercussioni il trasferimento completo dell'aeroporto a Venezia, per cui dobbiamo farci i conti, però lo scopo, l'obiettivo dell'amministrazione comunale, in quanto tutela della salute dei cittadini, deve impegnarsi a fondo per far sì che le regole che sono state definite vengano rispettate. Ecco, questo è quello che i comitati mi hanno detto, è che l'amministrazione attuale non ha fatto assolutamente niente per monitorare i livelli di inquinamento, acustico, le opere di compensazione, eccetera, eccetera. Quindi quello che mi hanno detto, io ho parlato sia con... Un botta e risposta piuttosto acceso ieri, anche il tema dell'aeroporto, pro e contro di questo scalo a Treviso che ha portato evidentemente tanti turisti, il comitato contro l'ampliamento, il ruolo di un sindaco. Quindi ci fermiamo a 3 come le riprese del pugilato olimpiconico. Quindi ci ha finito lo scontro, finisce qui. Ce ne sono stati tanti altri, poi questa sera nel terzo round sì, si fanno 3 riprese nel pugilato dilettantissimo alle Olimpiadi.
Ma io penso che noi rivendichiamo invece. L'aeroporto era un aeroporto militare, ricorderete, della Quinta Ora, è stato trasformato in aeroporto civile anche grazie all'allora Partito Comunista Italiano, quello a cui noi ci ispiriamo nella nostra ricostruzione. E pensiamo che sia un'infrastruttura invece importante da utilizzare bene, certo, rispettando le regole, i fumi, l'inquinamento, tutto, ma ci sono più di 3 milioni di persone che passano comunque a Treviso, molte vanno a Venezia, è vero. Noi nell'idea della grande Treviso, della città di più di 200.000 persone, di abitanti e residenti, l'aeroporto è indispensabile invece, perché il turismo di Treviso vada rilanciato e perché anche coloro che passano soltanto per l'aeroporto di Treviso, anche in un nuovo diverso rapporto con il Comune di Venezia e con le attività culturali e di intrattenimento che si svolgono a Venezia, prima di tutte la mostra cinematografica e anche altre, attraverso il percorso delle ville venete, ma assolutamente, ma come si può, io sento delle cose, perdonate, lasciano un po', è un servizio straordinario, non si può immaginare una città moderna senza aeroporto, qualora non ci stesse lo dovremmo fare invece, la penso esattamente al contrario, anzi tuteliamolo affinché si usi sempre di più per Treviso e meno per altro, ma questo dipende da noi, dipende dalla nostra capacità di far diventare Treviso migliore, più accogliente, più attrattiva. La gestione dell'ampliamento? Va declinata e va tenuta nella giusta maniera. Lei è a favore del potenziamento dei voli? Ma sì, perché dobbiamo guardare al futuro. Treviso deve diventare altro. Negli ultimi 20 anni Treviso da 95.000 residenti è diventato 85.000 e continuando così continuerà a decrescere e questo va contrastato con una politica di sviluppo, una politica sociale complessiva di investimenti. E evidentemente l'aeroporto è uno strumento importante, fondamentale, tenuto nella giusta dimensione e nel giusto rispetto delle normative per la difesa ecologica del territorio. Armine Mazzola. Sì, per quanto riguarda l'aeroporto posso confermare che sicuramente è una struttura strategica per la città, è importante per l'economia, per il turismo della città e della provincia. Certo che la presenza così ravvicinata alla città pone dei problemi di ordine di salute, di rumori, di inquinamento acustico. Ci sono delle regole da rispettare e dei protocolli che probabilmente non vengono osservati, quindi l'istanza che noi come Più Europa e quindi come lista Denardi sindaco chiediamo è che ci sia un maggiore controllo da parte dell'amministrazione pubblica su quelli che sono i protocolli appunto assunti con l'aeroporto Treviso. Per esempio un'ipotesi potrebbe essere quella di limitare e ridurre il più possibile i voli notturni, perché chiaramente i voli notturni per chi abita nella zona intorno all'aeroporto possono arrecare un danno alla salute molto molto grave, oltre che un problema anche di inquinamento. Quindi la posizione mi sembra comunque chiara, quella del candidato Denardi, cioè prendendo atto che l'aeroporto è vicino alla città e quindi non è possibile per tutta una serie di ragioni poterlo trasferire in un'altra località, quantomeno garantire il rispetto dei limiti delle convenzioni stabilite e per quanto mi riguarda quello che personalmente mi sento di proporre, limitare al massimo il sorvolo degli aerei durante le ore notturne. Zanella, lei quindi non un potenziamento ma invece una limitazione in quello che può essere il servizio che rende l'aeroporto alla città. Zanella. Anch'io penso che serva una limitazione anziché un potenziamento. Penso che anche il fenomeno della depopolazione di molte città, perché il discorso vale per Treviso come potrebbe valere per un'altra città, sia dovuto a una diminuzione della qualità della vita, non tanto ad una diminuzione di grandi servizi come può essere l'aeroporto. Allora è chiaro che sono interi quartieri coinvolti dal rumore, dall'inquinamento, dal traffico, da tutta una serie di disagi che vengono comportati dall'aeroporto
la situazione va tenuta fortemente sotto controllo. Adesso non considero fattibile uno scaricabarile come quello trasferiamo tutto a Venezia o cose di questo tipo qua, che ha dei problemi analoghi. Però non vanno nemmeno sottovalutati i problemi di Treviso, le difficoltà che ci sono legate all'ambito territoriale, legate alla conformazione dell'aeroporto, del sorvolare Treviso, e appunto il fatto che l'aeroporto si trovi a ridosso del centro cittadino, quindi e nel mezzo di alcuni quartieri importanti ed abitati della città, ai quali va garantita una qualità della vita dignitosa, va garantita insomma il fatto di non aver disturbi legati all'inquinamento acustico, legati all'inquinamento atmosferico in generale, insomma. Qui la proliferazione di aeroporti, di voli e di queste cose qua, insomma, è necessario anche capire che ci si deve muovere in maniera alternativa e non con mezzi così inquinanti come l'aereo. Sapete benissimo, insomma, che da Treviso a Roma farla in treno o farla in aereo si sta meno in treno, con gli spostamenti che poi ci sono dagli aeroporti alla città. Quindi non mitizziamo l'aereo come modernità, come mezzo di mobilità, insomma, adeguato. Ci sono molti modi per muoversi, io credo che insomma... Quindi a lei non piace, Zanella, mi perdoni, l'apertura che è stata fatta di recente, ad esempio mi viene in mente con il vettore Ryanair, con l'accordo che è stato fatto con il Comune per nuove tratte, quindi non parliamo di Roma evidentemente, ma parliamo insomma di uscire dal territorio nazionale. Il fatto che siano state agganciate nuove tratte all'aeroporto di Treviso è un'azione che lei non condivide? Io credo che debba esserci una limitazione, debba esserci un'attenzione per la qualità della vita dei quartieri. Adesso, chiarissimo. Chiarissimo. Su questo punto sono d'accordo anch'io con l'esponente dei 5 Stelle, cioè una limitazione. Sono di Unione Popolare. Scusami. No, ma hanno detto Unione Popolare a sostegno però del candidato 5 Stelle. Glielo volevo ricordare prima, alla seconda Zanella è insorto, giustamente. Te lo volevo ricordare prima. Sì, no, per quanto riguarda la limitazione dell'aeroporto, sicuramente poi gli abitanti dei quartieri limitrofi soffrono di questa presenza, a vantaggio chiaramente della città. La parte politica, la parte amministrativa dovrebbe probabilmente compensare con dei sussidi, con gli interventi a favore delle famiglie che sopportano questo disagio, questo inquinamento superiore e maggiorato. Quindi essere supportati per il sacrificio. Con un intervento specifico a favore delle famiglie residenti. Mi devo fermare sull'aeroporto, devo andare in pubblicità, torniamo con gli affitti troppo alti in centro, ma soprattutto delle abitazioni, politiche abitative per la città e anche politiche scolastiche. Quindi a tra poco per l'ultima parte di Prima Edizione. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati, siamo al nostro dibattito politico, siamo quasi in chiusura, vorrei tornare da Gabriele Zanella, lo ricordiamo, Unione Popolare a sostegno del Movimento 5 Stelle nelle politiche di Treviso per contrastare la denatalità, politiche abitative e politiche per la famiglia, un altro tema di cui si è dibattuto ieri. Per contrastare la denatalità chiaramente vanno... Cosa può fare un comune ovviamente, perché insomma molto può fare lo Stato. Può fare un comune perché l'incidenza, adesso siamo obiettivi, è limitata a quella di un comune. Ci sono delle politiche sovraordinate che purtroppo non tutelano il reddito, non tutelano la stabilità del lavoro e quant'altro. Allora, per tutelare la natalità, per arginare insomma il fenomeno di chi non vuole farsi una famiglia e non riesce, chiaramente vanno ampliate, vanno implementate quelle che sono le politiche sociali, le politiche di sostegno diretto e attraverso i servizi, vanno incentivate quelle che sono le politiche scolastiche, vanno incentivati quelli che sono i servizi legati all'infanzia. E rispetto alla politica abitativa di per sé, insomma, noi siamo di fronte ad una situazione nelle quali, a prescindere dalle fasce d'età, sia anziani sia
famiglie sia individui insomma single, si trovano in una condizione tale che ha prodotto in città 900 domande di alloggio popolare, alle quali l'amministrazione comunale risponde con 80 assegnazioni. Allora qui chiaramente bisogna metterci mano, queste sono le vere priorità per la città di Treviso. È necessario capire e utilizzare tutto ciò che oggi è in qualche maniera inagibile e di patrimonio pubblico. Nel solo condominio del Biscione, quello di San Paolo, ci sono 25 appartamenti sfitti da rimettere, per dire, a norma, 25 appartamenti inagibili in un edificio di un centinaio. Ma poi insomma siamo in una città dove sarà necessario calmierare il prezzo delle case di fronte, allora, ripeto, Zanella, mi perdoni, ma anche proprio per entrare nel concreto, perché appunto nel dibattito Conte-Denardi è emerso questo e Conte diceva i soldi per fare queste cose non ci sono, cioè sostanzialmente anche noi vorremmo fare questo ma i soldi non ci sono. Allora io quello che le chiedo è: da dove togliamo i soldi per metterli lì? E chiederei a tutti quanti se siete d'accordo la stessa cosa, perché immagino che tutti siamo d'accordo che ci sia bisogno di dare una mano alle coppie giovani e alle famiglie in difficoltà, ma allora che cosa tagliamo per acquistare nuovi appartamenti, per sistemarli e per abbassare gli affitti? Allora è necessario, io credo, cioè qua ogni 3x2 si parla di autonomia e di attenzione alle periferie o quant'altro. Io credo che il primo ruolo di un comune debba essere un ruolo rivendicativo. Cioè, noi non possiamo essere in un territorio dove arriva un ministro delle infrastrutture e stanzia 77 milioni di euro per il territorio per fare, per dire, un pezzo di strada di 3,5 km e avere un'amministrazione comunale che o gli dà ragione o è silente e, come dire, mette le grandi opere nelle priorità politiche, amministrative, programmatiche di quella che è Treviso. Chiarissimo. Zanella, devo dare la parola ai suoi colleghi, altrimenti non ci stiamo. Moro, dove tagliamo per le politiche abitative e politiche scolastiche? Ma così fa un bilancio si comincia dalle esigenze dei più deboli evidentemente, e quindi se ci sono, come ci sono, quasi 1000 richieste di alloggio alle quali rispondiamo soltanto con poco meno di 100, questo è un'emergenza primaria e di conseguenza vanno trovati. I denari vanno trovati nel bilancio, vanno trovati eventualmente nel credito, nella Cassa Depositi e Prestiti, ma è un problema che va affrontato e confermiamo evidentemente le dimensioni di questa città vanno ampliate, perché diversamente non abbiamo la forza per rispondere a quanto i cittadini ci chiedono. Per quello che riguarda l'edilizia e per quello che riguarda il problema della scuola, oltre che l'edilizia scolastica, di riconvertire alcuni metri cubi abbandonati per nuove e più efficienti aule, io volevo sottolineare, a proposito di prendere l'impegno su quello che si dice, sono anni che si parla della gratuità dei libri scolastici, se ne continua soltanto a parlare, ma alla fine non si è fatto ancora. Ecco, noi pensiamo che questo, perché non serve scomodare Gramsci né qualcun altro, come ho già fatto da questi microfoni, diceva Turati che ogni lira spesa per l'istruzione sono 1000 lire risparmiate sulla giustizia. Ecco, noi dobbiamo garantire ai nostri ragazzi, almeno fino alla maturità, i libri scolastici, in modo che possano approfondire bene quelle che sono le tematiche che poi saranno, in una società come questa, che ci stiamo impegnando di riformare dalla base, quelle che saranno poi le idee e le fondamenta su cui fissare la loro intera vita. Carmine Mazzola, chiedo anche a lei, sì. Politiche abitative, politiche per la scuola, dove si taglia per finanziare il sostegno a chi è in difficoltà? Sì, sul problema della denatalità e sul problema delle scuole, cioè qual è
quale potrebbe essere il compito del sindaco, del futuro sindaco della città? Beh, se vogliamo una Treviso più europea, ci sono quindi dei progetti che si possono utilizzare, si possono implementare, utilizzando quindi fondi comunitari e anche i fondi del PNRR. Non dimentichiamo che qualche giorno fa un esponente politico nazionale del centrodestra si è dichiarato, ha dichiarato l'inutilità del PNRR come dei fondi che tra l'altro l'Unione Europea presta all'Italia a tasso zero. Ecco, potrebbero essere utilizzati i fondi del PNRR per investire sugli edifici scolastici. Per esempio Treviso in materia di edifici scolastici, e questo può essere un aiuto concreto alle famiglie con figli, ha soltanto due asili nido. Noi proponiamo per esempio la creazione di un terzo asilo nido, migliorare le strutture delle scuole materne. C'è un problema non solo degli istituti scolastici pubblici ma anche di quelli privati e quindi una parte delle risorse, se l'educazione, l'istruzione è un obiettivo primario del futuro della città, investire sull'educazione e sulla scuola. Non dimentichiamo in ultimo sul discorso dei nati che noi come Più Europa, partito di provenienza radicale, siamo sempre stati e lo siamo e costantemente anche oggi e saremo favorevoli al riconoscimento dei figli di coppie LGBT, quando invece troviamo esponenti politici contrari, parliamo di nascituri, di bambini che non hanno nessuna colpa per essere venuti al mondo e chiaramente siamo contrari a quella sentenza che impone ai sindaci la registrazione di un solo genitore, perché questo limita i diritti del bambino e quindi è giusto che il bambino venga registrato con 2 genitori, sia in termini di diritti successori ma anche in termini di difficoltà che il monogenitore possa trovare poi nel corso della sua vita. C'è da dire, ecco, su questo tema immagino siate anche voi d'accordo, no? La registrazione all'anagrafe di figli di coppie gay, Zanella. C'è da dire che insomma su questo anche il centrodestra che sta amministrando in questo momento Treviso si trova d'accordo con voi, insomma Conte ha sempre registrato. Ci sarebbe sempre che governa su tutte le nostre teste la Costituzione repubblicana che reclama l'uguaglianza dei cittadini dal primo giorno di nascita fino a quando vengono meno. Zanella conferma, no? Anche per voi Unione Popolare. Assolutamente d'accordo, nessun tipo di limitazione, nessun tipo di discriminazione, vanno registrati i bambini, va garantito insomma gli stessi diritti e l'uguaglianza per tutti e penso che anche questo dibattito, l'ha detto lei, che quasi tutto il panorama politico è d'accordo, esatto. Penso che ci mancherebbe altro che insomma tornassimo al Medioevo su questi discorsi qua, ci fossero degli elementi di arretramento. A proposito, provocazione della Camani, un'ANSA battuta adesso proprio su questo, mozione del Partito Democratico Veneto, la Regione sostenga i sindaci, la volontà espressa da molti sindaci anche in Veneto di iscrivere alle anagrafi comunali bambini figli di coppie omosessuali va sostenuta attivamente dalla Regione. Lo ha affermato la consigliera regionale Vanessa Camani, prima firmataria di una mozione sul tema. Quindi insomma anche questa è una vicenda che è destinata davvero a far discutere e a far parlare il Veneto in Italia. Io ringrazio i miei ospiti, Ugo Moro, candidato sindaco per il Partito Comunista a Treviso, grazie. Grazie a voi, grazie ai telespettatori e alle telespettatrici che ci hanno seguito. Carmine Mazzola per Più Europa, grazie, coordinatore, grazie per essere stato con noi. In collegamento a Unione Popolare con Gabriele Zanella, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buona giornata a tutte e tutti. C'è il tempo per farvi vedere l'esito del sondaggio di Ring di ieri che era tutto incentrato sulla politica, ci sarà spazio per i meloniani. Più posti per i meloniani in regione, lo scontro tutto interno al centrodestra Lega Fratelli d'Italia, sì, più posti per i meloniani in regione, ha risposto il 63,7% dei telespettatori, 36,3% per il no, dunque risposta affermativa. Grazie per essere stati in nostra compagnia, l'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30, io intanto vi auguro una buona serata telespettatori, arrivederci.